si parte, la posta di Mirella. Sono gli ultimi biglietti, come ho detto arriviamo a Pasqua, mangiamo la colomba che abbiamo ancora il panettone, ma è giusto e doveroso leggere i biglietti che hanno scritto le persone che arrivano al Banco Solidale per rispetto anche di queste persone che ancora scrivono, sono le poche che scrivono. Un ringraziamento per le persone che danno il loro tempo, persone in difficoltà, tanti auguri e grazie. Lo faccio vedere perché sembra che sono biglietti veri, no finti. Facciamo un altro, guardate che belli che sono i bigliettini. Sono fatti questi bigliettini dai CEOD, ecco, con la carta riciclata, guardate che belli. Auguro un felice e caldo Natale a tutto il Banco Alimentare che grazie a Mirella anche quest'anno ha aiutato la mia famiglia. Un forte abbraccio e si firma. No, faccio vedere perché è giusto. Questo invece è l'ultimo bigliettino di questa scatola della memoria, perché il 25-26 gennaio, spero anche prima, se ne riparlerà, perché sarà il giorno della memoria. Allora, questi ragazzi dell'Istituto Sansovino che sono andati ad Auschwitz hanno scritto i bigliettini perché non riuscivano a parlare, perché i ragazzi parlano poco, sono chiusi a noce, ma se li gratti qualcosa esce. Allora questo ragazzo o questa ragazza, non so, scrive: alla notizia del viaggio in uno dei luoghi simbolo della storia ero incerta, ma anche curiosa di come aver potuto creare di fronte a tanta tristezza. Tuttavia questa esperienza mi ha aperto gli occhi ad una realtà finora sconosciuta. È una cosa incredibile quello che ho visto, è il silenzio dell'orrore che è saputo. Che ho sentito, perché leggere mica facile, mi rimarrà sempre. Faccio vedere anche il bigliettino perché sono biglietti incredibili. Allora presento subito i miei graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Marco Tappari, presidente Casa di Riposo Crocetta del Montello, Villa Belvedere. Grazie, buongiorno, Presidente. grazie a te. Assieme a Gianluca Codognato, Comunicazione Adico. Tra parentesi ho scritto bollette, che non mi desmente di parlare anche di bollette, per l'amor ciao di Dio. Mirella. Grazie anche lei Codognato. Però io partirei con questa foto che mi ha mandato Michela Morutto. È una persona che voi conoscete, ha il marito in una RSA perché purtroppo è stato colpito in maniera molto giovane dall'Alzheimer. Con queste due creature, guardate, questo è Mattia che tiene in braccio il suo papà e poi vedremo anche Andrea invece che gli dà da mangiare. Allora, siccome col 5 per 1000 io faccio anche queste cose, grazie al vostro aiuto, come ho detto a Michela che ha avuto ospite, ho mandato un contributo perché Michela non ce la fa. E Michela mi scrive, e scrive anche a voi perché scrive a me, ma siete voi che mi avete aiutato a fare questo. Carissima Mirella, a nome mio e dei miei due ragazzi ti ringraziamo con tutto il cuore per il prezioso aiuto che non ci è mai mancato. Ti mandiamo un grande abbraccio e 2 nuove foto di cosa fanno Mattia e Andrea per il loro papà Paolo. Grazie, grazie, grazie. Allora Michela mi ha detto di far vedere le foto per capire che forse la politica, quella che si occupa di questo, il sociale naturalmente, dovrebbero aiutare Michela. Mattia è diventato alfiere della Repubblica, grandi medaglie, ma con le medaglie non mangi, con le medaglie non fai crescere i ragazzi. Ecco, sarebbe ora che qualcuno intervenisse. Michela è rimasta da sola, ha questa retta da pagare, che non è una retta da poco. Questi 2 ragazzi stanno crescendo, guardateli, sono più adulti della loro età perché si cresce in fretta quando ti capitano queste disgrazie. Eppure il silenzio regna sovrano. Primo, io sono veramente inorridita perché questo uomo deve essere all'interno di una RSA non perché non va bene, ma perché sono tutti anziani, sono tutti diversamente giovani come li chiamo io. E questi bambini quando vanno a trovare il suo papà si chiedono: ma perché mio papà è qui, mamma? Glielo chiedono, l'ha detto anche Michela. Non sarebbe tempo e modo forse di spostare questo uomo? Saranno anche poche, ma sono convinta, Tappari, che ce ne siano
dove questi bambini già traumatizzati, perché penso non sia facile per loro vivere questa situazione, per loro il loro papà era un papà formidabile, era una roccia, era una persona che si occupava di sicurezza, all'improvviso purtroppo è successo questo. Allora Presidente Tapari, a chi mi devo rivolgere secondo lei? Perché io mando gli aiuti, ma sarei anche un po' stanchina di sentire un silenzio attorno a questa donna che si mette in prima linea, che manda le foto, lei non si vergogna, lei dice questi siamo noi, aiutateci, prego. Allora, è chiaro che anch'io da papà colgo l'aspetto in maniera forte dal punto di vista umano. Potrei sentirmi di fare una proposta, Mirella, per quello che riguarda noi come strutture di assistenza nella fattispecie per anziani, però dobbiamo cominciare a capire che questo tipo di malattie, questo tipo di patologie, questo tipo di situazioni familiari sono sempre più frequenti purtroppo, perché le malattie di questo tipo sono un grande male del nostro tempo. E mi sento di dire questo: dobbiamo essere pronti noi, strutture di questo tipo, che siano pubbliche o private, a poter mettere a disposizione degli spazi che oggi magari non sono utilizzati, ragionando assieme all'ULSS, ragionando assieme agli organi regionali, ragionando insieme ai comuni. Noi mettiamo gli spazi davvero, perché li abbiamo anche i servizi fortunatamente, perché strutture come le nostre sono strutture che veramente sono di eccellenza e possono dare un sostegno a queste persone. Abbiamo gli spazi, abbiamo la disponibilità, abbiamo i servizi, noi ci siamo. Però apriamolo un tavolo con tutti quanti per ampliare servizi che oggi sono necessari. Perché io posso citare l'esempio nostro: abbiamo quasi terminato un ampliamento che ci permetterà di liberare 5 piani di quella che era la struttura che andremo a spostare nella parte nuova, ma questi 5 piani sono funzionali, sono spazi che possono accogliere. Per l'anziano possono accogliere il co-housing, ma per queste patologie possono davvero accogliere, diciamo, funzioni e servizi nuovi. Noi ci siamo su questo, siamo pronti a sederci al tavolo con chiunque ci voglia mettere con loro per discutere di questa cosa qua. Alla regia chiederei di tenere la foto di Mattia che tiene in braccio il suo papà e anche Andrea che dà da mangiare al suo papà. Perché come dice il Presidente Tapari, che ha capito benissimo dove voglio arrivare, questi bambini hanno voglia di giocare con il loro papà ancora, sì. Guardateli, sì. Loro stanno ancora giocando perché il loro papà lo sentono ancora vivo, vicino a loro, il mio papà c'è ancora, io devo giocare con lui. E devono avere gli spazi adeguati, come ha detto lei, Presidente, con delle persone adeguate, degli educatori. Da soli non ce la fanno questi bambini. Io sono convinta che questi occhi che li guardano sono occhi che loro rimangono molto impressi. Cosa ne pensa Gianluca Codognato e soprattutto questa donna che deve affrontare la vita e la quotidianità, le bollette, tutte le spese, certo. Questa donna che con delle patologie, anche lei purtroppo ha anche una invalidità, non so cosa serve l'invalidità, se poi fino a 80-90% non ti danno niente o quasi, no? Che se mi vogliono anche spiegare cosa serve, perché se non riesco, cosa si può fare per famiglie? Perché io dico Michela, ma chissà quante famiglie sono come Michela, prego. Sì, la parte il fatto appunto che sicuramente il Presidente Tapari conosce meglio di me queste situazioni. Allora, per quanto riguarda la proposta appunto dello sfruttare gli spazi, sono ovviamente d'accordo. Temo che ci sia sempre però un problema di personale, perché mi sembra che sia anche un po' questo il tema in generale, anche per esempio che riguarda le case di comunità, gli ospedali di comunità. Però ecco, questo non so esattamente, però sicuramente potrebbe presentarsi questo problema. Tu sai, Mirella, che io sono per puntare il più possibile per l'assistenza domiciliare. Adesso non sto parlando del caso specifico, però anche là il problema è evidente. Abbiamo parlato anche di recente, in una recente puntata, del fatto di come l'assistenza domiciliare in Veneto in particolare, come numero di ore, dico, sia un po' deficitaria, insomma, però questo sicuramente bisogna lavorare. E per fortuna appunto sappiamo che gli spazi ci sono, quindi speriamo di poterli sfruttare, perché il problema dei centri servizi, quindi delle case di riposo, forse non sono neanche RSA in Veneto, adesso non so, sono tutte definizioni, e è un problema
grave, c'è il grave problema della non autosufficienza e quindi se noi abbiamo 30.000 persone, 33.000 anziani circa ricoverati, cioè ospitati nelle case di riposo, ricordiamo che la regione dice che sono circa 380.000 le persone non autosufficienti in Veneto, quindi il problema è da affrontare. E poi c'è il problema, noi parliamo della non autosufficienza soprattutto degli anziani, ma non ci sono solo le persone anziane, come vediamo qua. Il problema poi dei pagamenti, dopo magari lo affrontiamo anche proprio a livello numerico, se vuoi. È importante. È un problema in realtà che riguarda sia le case di riposo stesse, perché negli ultimi anni hanno avuto degli aumenti di costi incredibili, bollette, ma tutto anche. Credo che... Sorrido perché ho fatto per primo la battaglia anche a livello nazionale sul tema delle bollette qualche anno fa. Perché nel 2022 sono esplose i costi energetici e le case di riposo hanno tante cose da pagare, quindi chiaramente cosa succede? Succede che devono aumentare le rette, cosa che forse succederà anche nel 2025, è già stato annunciato qualche aumento delle rette, quindi tutto va a cascata, perché non è colpa della casa di riposo se deve aumentare le rette, se le bollette sono aumentate nel 2022, sono calate negli ultimi periodi e adesso tornano ad aumentare. Dopo, se vuoi, noi abbiamo fatto due calcoli come Adico, ovviamente. Ho invitato Quindi... apposta Codognato perché appunto vogliamo capire, perché i numeri sono numeri. Uno scienziato mi ha detto: Mirella, quando gli ospiti fatti dare i numeri. Certo, I numeri parlano, ma quelli veri però, perché sì, no, ne sentiamo che di poi numeri. Non è neanche facile, poi anche noi spesso... diamo i numeri fra poco, Codognato. Quello che però io vorrei capire, Codognato, è sto tiri terra, tocca a me, tocca a lui, la poltrona è mia, la poltrona è tua. Cioè sto tiri terra durerà fino a ottobre, cioè tenetevi saldi e buoni, ma quando è che toccherà a noi che riescano a capire veramente i problemi della società, delle persone, delle famiglie? Codognato, non le sembra che sto tiri terra comincia a irritare le persone che invece avrebbero bisogno di risposte per loro? Perché è facile parlare e fare il tiri terra con la pancia piena, che a fine mese ti arrivano tutti questi soldi, qual è il problema? Il problema invece, no, i problemi ci sono, e l'ha detto lei, il riscaldamento. Io ho dovuto prendere il pellet a dare alle persone che vengono al Banco Solidale, perché non hanno neppure i soldi per riscaldarsi. E qua devo veramente ringraziare il già senatore Vallardi, che mi ha messo a disposizione questi container con questo pellet, che adesso ho finito, dovrò bussare un'altra volta, perché io busso sempre, tanto almeno dicono sì o no, e se no lo prenderò, lo comprerò. Qual è il problema? Il 5 per 1000 serve a quello? No, per mettermelo in saccoccia in banca e prendere io li spendo, li metto, io lo dico quello che faccio. Codognato, come si fa? Hai accennato a un problema reale, cioè della impossibilità di tutelarsi da soli in tutte le questioni. Noi siamo un'associazione ovviamente che difende a livello individuale i singoli cittadini, che però da soli sinceramente non riescono quasi mai a ottenere nulla, ma anche semplice sistemazione di un problema telefonico, internet, adesso parlo di cose terra. Per quanto riguarda invece la questione appunto bollette, riscaldamento, al di là appunto delle situazioni estreme per le quali magari ci sono realtà come la tua o altre realtà che possono intervenire, noi siamo sempre molto preoccupati per quel ceto medio-basso, ma anche composto da anziani, i quali, cioè, in realtà per risparmiare in questo momento cosa devono fare? Dovrebbero tenere la temperatura a 18 gradi, ma un anziano a 18 gradi non riesce a sopravvivere. Impossibile. Io sì, e infatti lo sto facendo, però sono questi gli escamotage che si possono adottare per risparmiare. Il problema è che adesso sono previsti appunto degli aumenti che a nostro giudizio non sono neanche del tutto giustificati, quindi molte volte ci troviamo di fronte a speculazioni come quelle che avvengono al distributore della benzina. Adesso anche il prezzo della benzina sta aumentando, anche quello. Quindi... Andiamo col centralino, perché sennò Rinaldo va a bersi il caffè, dopo non lo troviamo più. Ciao Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno a lei. Ho visto le fotografie che ti ha fatto vedere Mirella, è una roba meravigliosa, perché ti ha fatto vedere quanta bontà e quanta dignità che grazie a famiglia con chi ha po' di disgrazia. Avendo fiori così e dopo diciamo che i fiori sono cattivi, fin da piccoli cosa che si può fare se ti insegni. Bisogna proprio, questa persona qua non ha da domandare a carità nessuno, dove è lo Stato
lo Stato ha da vergognarsi, è vergognoso che la persona che ha bisogno che di questa maniera che mi dà una mano, come case di riposo, devo 3-4 mila euro al mese, uno che ha 100 euro al mese di pensione, ma capito, il luce cresce, questo cresce, tutto cresce, ma tutte le crescite che va a famiglia, perché se è pensionato da 100 euro di pensione, ti rovini anche i fiori, perché dopo hai due fiori, che abbia un genitore o due sulla casa di riposo, qui sei chi tira, non mantiene anche a loro. Da intervenire lo Stato e gli da vergognarsi. Io ho 81 anni, gocirà anni per le case di riposo a portargli da mangiare. Davo 2 volte a settimana a Venezia, ma era ordinate, io mangiavo roba buona, ma non c'è chi che la gestisce la casa di riposo. È lo Stato che noi mette in condizione, va bene, insomma, per me aiuta i nostri vecchi, va bene, che lavorano una vita, facciamo che vivere i suoi ultimi anni in tranquillità, farli vivere tranquilli, senza problemi, un pochettino di gioia, il ha bisogno di poco, che basta un sorriso, una stretta di mano, abbiamo da vergognarsi, no, anche i giovani, diventa vecchi in calori. Ma su che mondo c'è che viviamo? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché devo far vedere anche diversi servizi. Ti ringrazio della telefonata e delle parole, anche Michela sarà contenta e rispetto, ecco, che abbiamo per questa meravigliosa famiglia di questa donna che è una roccia, una guerriera numero 1 e sta crescendo i suoi figli così, cercando anche di trasmettere i valori della famiglia nonostante tutto e nonostante tutti. Ecco, questa ad esempio riesce a fare il genitore. Siccome dicono tutti che è difficile, vorrei chiedere a Michela, quando uno che dice è difficile non ha sti problemi, lei che ha sti problemi eppure riesce. Andiamo a vedere allora cosa hanno detto anche sindacati e pensionati proprio sulle case di riposo. Andiamo a sentire. In Veneto ci sono 348.000 ultra 65 anni non autosufficienti, circa 34.000 sono nelle case di riposo, ma gli altri? Circa 80.000 sono seguiti a casa dalle assistenti familiari badanti. Questi 80.000, il 60% sono fuori regola, 40% sono in regola. Tutto il resto vuol dire circa 210.000 persone, che non sono pochissime, sono assistite a casa. Sono a casa, potrebbero essere non assistite nel senso che sono anziani soli, ma la maggioranza sono assistiti da parenti, dai cosiddetti caregiver. Numeri preoccupanti e destinati a peggiorare, come evidenziano i sindacati dei pensionati, impegnati in una battaglia unitaria che punta a un cambiamento di rotta da parte della Regione per evitare la tempesta perfetta nell'ambito della non autosufficienza, che si fa sempre più critico con l'invecchiamento della popolazione e la crescita delle malattie croniche. Le rette sono in continuo aumento, c'è carenza di posti letto e liste d'attesa sempre più lunghe. La ricerca realizzata da SPI, FNP e WILP Veneto ha monitorato i costi delle rette di 216 centri servizi pubblici e privati su 286 presenti in regione. Di fatto adesso abbiamo una prevalenza di anziani gravi che entrano in casa di riposo. Questo elemento è un po' in contraddizione con l'impostazione della delibera che rivede gli standard e mi chiedo come i centri servizi possano soddisfare questa necessità di garanzia del servizio. Le famiglie non sono più in grado di sostenere il costo delle case di riposo. Tenete conto che in casa di riposo si arriva quando si ha già una non autosufficienza molto grave, quando i familiari sono in grosse difficoltà. Molto spesso non c'è nemmeno la rete familiare, per cui quella diventa l'unica soluzione. Senza il contributo regionale, l'impegnativa di residenzialità sarebbe impossibile affrontare i costi della struttura.
La richiesta che noi facciamo però non è quella di continuare a lavorare in questo modo. Noi abbiamo bisogno di partecipare ai tavoli sulla non autosufficienza, sono temi importantissimi, noi rappresentiamo gran parte delle persone anziane di questo territorio e dei non autosufficienti, delle famiglie e di gran parte della popolazione, quindi insomma per noi è fondamentale riuscire a parlare di questi temi in un tavolo. Allora, Presidente Tappari, mi vuole spiegare cosa è successo? Penso che lei abbia partecipato a qualche tavolo delle commissioni, perché io quando chiamo sono sempre in commissione, siamo in commissione, e a quell'ora sono in commissione. Se per cortesia ci spiegate alla fine dei tavoli cosa avete deciso di fare, perché adesso sentiamo che vorrebbero partecipare ai tavoli. Allora, lei sorride, no, perché veramente bisogna sentire le cose, cioè proprio i due lati della medaglia. Cosa dice Presidente Tappari? Io dico che i tavoli vanno sempre allargati e mai ristretti, perché la voce dell'utente, rappresentata in questo caso da quella che può essere un'associazione sindacale che però vive il territorio e conosce la realtà territoriale, molto spesso ti aiuta non solo a inquadrare meglio il problema, ma magari ti porta anche una soluzione che forse il tecnico che vive la pratica dall'ufficio non riesce ad inquadrare in maniera completa. E quello che è stato detto nel servizio, Mirella, è tutto corretto. Loro fanno un ragionamento macro, io nel piccolo ho 92 persone in lista di attesa con una struttura che ha 130 posti, di cui 109 per non autosufficienti e il restante per autosufficienti. E questo è un tema, ma come è anche un tema il fatto che noi quest'anno riusciamo a tenere le rette invariate, ma leggendo i giornali di questi giorni penso che siamo una mosca bianca rispetto a quello che non è una volontà delle strutture, è una necessità. Perché? Perché le bollette aumentano, perché comunque il personale ha diritto a stipendi corretti e dignitosi, ci sono gli adeguamenti contrattuali, però è ora di smetterla, di ribaltare questi costi, che siano delle case di riposo, ma che siano anche della spesa al supermercato, è ora di finirla, di ribaltarla sempre e solo all'ultimo, cioè all'utente finale, perché non è che tutto cresce e gli stipendi crescono in proporzione, cioè tutto cresce e gli stipendi restano lì. Anche le pensioni. E pensioni peggio ancora, quindi tecnicamente cioè, il tavolo va allargato perché le necessità sono differenti e sono più gravi rispetto a quello che si pensa. L'ultima, e chiudo Mirella sul tema, la retta media, se hai la fortuna di avere la fortuna o se hai la graduatoria per avere l'impegnativa, scusate il tecnicismo ma qui ci capiamo, si aggira a poco meno di 2.000 euro, può essere da 1.400 a 1.800 euro, ma se non ce l'hai l'impegnativa questa cifra raddoppia e allora tecnicamente la spesa che dicevano prima tra i 2.800 e i 4.000 euro non è una cifra sparata a caso, cioè è una cifra vera. Allora io mi chiedo e mi aggancio al tema veramente sociale delle foto di questa mattina, cioè se questa è la retta che una persona deve pagare per avere un caro in casa di riposo, con i figli da crescere e con tutto quello che costa la vita di tutti i giorni per far crescere i figli, credo che non ce la possa fare se davvero di sistema non troviamo una soluzione differente. E chiudo dicendo che quando ci sono questi tavoli, la cosa che a me non piace è che al tavolo portiamo sempre i problemi, ogni tanto proviamo a portare qualche soluzione a questi problemi qui, no? E ci sforziamo di pensare che è un po' più difficile la soluzione, però se ci mettiamo tutti insieme la difficoltà viene divisa per tutti, no? Scusate lo sfogo. No, bravo Presidente, anche perché un tavolo allargato può portare anche più idee. Certo. Un tavolo fatto dalle stesse persone sono le stesse proposte, ma però senza soluzione. Invece dovremmo portare delle soluzioni che magari qualcuno anche ha. Andiamo allora a vedere invece questo, andiamo a Vicenza, questo caro bollette e poi lo commentiamo con Codognato. Anno nuovo, vita nuova?
Per quanto riguarda il caro bollette, purtroppo la musica non cambia, soprattutto per quanto riguarda l'energia. ARERA prevede nei prossimi mesi aumenti di almeno del 10%, in particolare per luce e gas. Preoccupati i vicentini che chiedono interventi mirati al governo. Caro bollette, benzina che aumenta, l'inflazione che è ritornata a salire, ci domandiamo tutti come mai poi i negozi chiudono. Il gas con l'aumento per via della guerra eccetera comunque è un problema per tutte le famiglie, specialmente quelle che hanno disagi, che sono uno stipendio medio che è molto basso. Per fortuna che c'è la Caritas che pensa al welfare, perché dice che aumenta tutto ma nessuno dice quanto che si aumenta i pasti della Caritas. Questo è il vero welfare dell'Italia. Il governo dovrebbe aiutare più le famiglie o le imprese, la competitività? Beh, secondo me dovrebbe aiutare più le famiglie che le imprese, perché le imprese bene o male hanno un qualcosa per andare avanti. Le imprese sicuramente, perché danno da mangiare alle famiglie e di conseguenza che vedano un po' loro cosa decidono. Sicuramente sia famiglie che imprese, perché così non si può andare avanti, prezzi troppo alti. Bisogna aiutare tutte le famiglie, soprattutto le famiglie e le persone che vivono da sole, che hanno il minimo di pensione. Io sono in pensione da 20 anni e l'aumento della mia pensione è stata di 5 euro in 20 anni. Sopravvivo lo stesso. Quel che mi preoccupa sono i giovani. È preoccupata della situazione? Beh, sicuramente sì, dal punto di vista dei giovani, anche fuori sede soprattutto, perché già la situazione è complicata a livello di affitti che sono sempre più cari e dovrebbe essere accompagnato da apposite politiche per venirci incontro, insomma. Beh, certamente sono preoccupata e comunque una cosa a cui però nessuno di noi pensa è di fare veramente un risparmio energetico e di evitare lo spreco. Tenga conto che io sono andata oggi, sono entrata all'università e c'erano le luci dei bagni vuoti, tutte accese, e allora noi parliamo dei prezzi, però il problema dell'ambiente e della tutela e anche di spendere meno, in che cosa può consistere? In una maggiore attenzione al risparmio energetico. Abbiamo Luisa da Paderno, vai Luisa, ciao. Ciao Mirella, scusa la terza volta che ci sentiamo. Io ho il mio marito che anche non è proprio giovane, insomma, io avevo una retta da pagare 2.800 al mese. Mamma mia. Sono tanti, perché mi andava la pensione mia, quella di mio marito, come più l'accompagnatoria. Non mi restava neanche 5 euro per il pane. Sono stata fortunata in quel periodo che aveva non sempre la mia figlia e mi aiutava lei. In pratica mi sono trovata una volta che avevo 800 e qualcosa di bollette da pagare, non avevo soldi, non sapevo cosa fare, in parole povere ho dovuto chiedere un prestito. Ma si può fare tutte quelle, cioè un prezzo abbastanza alto, vero? O no? E quelli che non hanno soldi cosa fanno? Che hanno bisogno di mettere l'anziano in struttura. Basta così, Luisa? No, le dico questo perché io ho chiesto anche al mio comune se mi dava una mano, qualcosa, cioè mi aspettavano 200 euro al mese, mi hanno risposto che io non mi aspetta niente perché avevano controllato che avevo 2 o 3 soldi messi via, che li ho spesi tutti. Ecco. Grazie Luisa, molto chiara, ti ringrazio della telefonata e fate bene a chiamare, perché così anche gli ospiti riescono a capire l'importanza delle parole, ecco, delle situazioni che si trovano ad affrontare, perché tutti a sciare, tutti nei ristoranti, tutti in vacanza, tutti in viaggio, poi chiama Luisa come altre dice no scusa ci sarei anch'io che non faccio questo, e non è invidia, rispondendo alla nostra Sandra da Padova, perché vediamo i 1.000 euro al giorno a Cortina, la gente che se lo può permettere, è che vorremmo capire questi soldi che entrano poi dove vanno a finire, cosa fanno i grandi quando che hanno tutte queste entrate per quelli invece che non ce l'hanno, si divertano pure ma che riescano a capire che c'è anche questa realtà. Allora sentiamo Codognato. Sì, intanto giustamente come dici te Mirella l'importanza delle testimonianze, perché
diciamo si scontrano anche con quello che poi vediamo nei TG, comunque insomma la descrizione di questa Italia che è in ripresa piena. Beh, a parte questo discorso qua, la signora che ha chiamato, spero di aver capito bene il discorso, però era un tema che di cui volevo parlare così in generale, cioè quello delle donne, parliamo in questo caso delle molte donne che magari hanno il marito in casa di riposo e come fanno a vivere loro, la necessità dell'aiuto, come Michele, esatto, la stessa identica cosa. Allora, per quanto riguarda le bollette, mi avete fatto il servizio, allora noi abbiamo fatto dei calcoli sfruttando più portali, tra cui quello di Arera, Facile.it, Nomisma o Nomisma, non ho mai capito. E per arrivare a dire questo, il prossimo anno, nel 2025, chiaramente le tariffe fluttuano molto, quindi sarà tutto da vedere, però intanto di sicuro avremo per l'energia elettrica un aumento del primo trimestre del 18,2%, questo è fissato da Arera e corrisponderà a un 120 euro in più per i vulnerabili, quindi stiamo parlando soprattutto degli over 75, oltre ad altre categorie. In realtà crediamo che soprattutto nel mercato libero quest'anno si andrà a spendere tra luce e gas anche sui 300 euro in più rispetto all'anno precedente. Non siamo alle cifre del 2022, ma comunque siamo sempre a cifre elevate e forse sarà un po' più contenuto il gas, ma ripeto, sono tutte tariffe che cambiano di mese in mese per quanto riguarda soprattutto il gas, mentre per l'energia elettrica vengono fissate ogni 3 mesi da Arera. Quindi ci troviamo di fronte a una serie di aumenti che sono già stati un po' calcolati da varie associazioni, da varie realtà, che potrebbero portare ad un aumento della spesa di 1.000-1.100 euro a famiglia rispetto all'anno precedente. Come dite voi, i salari però sono fermi, gli stipendi sono fermi da tempo, le pensioni vengono rivalutate, ma quest'anno sono state rivalutate allo 0,8%, verranno rivalutate allo 0,8%. Sappiamo che le minime avevano promesso di portarle a 1.000 euro, quest'anno ci sarà un aumento di 2-3 euro, chiaramente legato alla rivalutazione, siccome l'inflazione è stata abbastanza bassa, anche qua è tutto da vedere perché questo lo dice l'Istat, poi noi andiamo a vederci i prezzi prendendoli dal sito del Ministero delle Imprese del Made in Italy e vediamo che intanto dal 2021, anno pre-crisi, al 2024 in Veneto i prodotti alimentari sono cresciuti del 23%. Fermo Codognato, se no non ce la faccio, vorrei che intervenisse anche il presidente Tappari per parlare di queste rette. Abbiamo sentito la pensione di mio marito, accompagnatoria al mio amico Cosa Vivo. Prego, presidente. Tu sai che io sono solito proporre. Allora, io non sono favorevole al privato fine a se stesso, perché comunque la regia del pubblico in queste tematiche importanti serve. Però dobbiamo cominciare a ragionare in ottica di privato sociale. Cioè, cosa vuol dire privato sociale? Vuol dire che il pubblico mantiene la regia e si comincia a coinvolgere, come diceva Mirella prima, quella fascia di persone che hanno comunque una sensibilità, ma hanno una disponibilità economica che non vuol dire solo soldi, può voler dire immobili, può voler dire patrimonio. Cominciamo a ragionare con loro, con degli sgravi fiscali concreti, con delle normative apposite. Apriamo un tavolo, ragioniamo con il pubblico e il privato sociale e se il pubblico non ha le risorse perché la gente invecchia, pago più pensioni, ho meno persone che vanno a lavorare che versano i contributi, da qualche parte un supporto lo devo trovare. Quindi non dobbiamo vedere il privato come il fumo o una cosa non positiva, però lo dobbiamo indirizzare su quella che può essere una necessità per priorità e li coinvolgiamo attraverso un concetto di privato sociale, ma privato sociale vero però. Infatti io dico più di qualche volta, magari in questi anni difficili, visto che abbiamo 6 milioni di poveri, magari un yacht in meno, dico io, visto quando vediamo anche queste manifestazioni, queste mostre, o magari un grattacielo o un attico in meno e magari investire più su quelli che hanno naturalmente con sgravi, li premiamo, anche se ci mancherebbe, però capite che
Io che ho il Banco Solidale, come avete sentito, come me tantissimi, parrocchie, Caritas, San Vincenzo, Sant'Egidio, chi ne ha più ne metta, cerchiamo di mettere quelle pezze, quella famosa goccia per cercare veramente di dare risposte a queste realtà. Pubblicità. Questa è la bolletta dell'anno scorso, questa è la bolletta dello stesso periodo di quest'anno. Una bolletta quadruplicata e di certo una sorpresa tutt'altro che piacevole a ridosso delle feste. Lui è Daniele Zin, che insieme alla moglie gestisce un panificio a Bassano. Nei giorni scorsi si sono visti recapitare 2 maxi bollette, tutta colpa dei contenitori speciali forniti al panificio per la raccolta dei rifiuti, passando da quelli con capienza di 120 litri a quelli da 240 litri. Ma non solo, c'è anche un'anomalia, più volte segnalata dal titolare, che va a inficiare sui conteggi finali. Il negozio risulta un mappale mentre il laboratorio su un altro, quindi paghiamo 2 volte la quota fissa, la quota variabile e i vari bidoni che ci vengono dati. Una precisazione è doverosa. Sul cambio di portata dei bidoni, Etra aveva correttamente informato il titolare dell'attività tramite PEC, rispettando la procedura prevista e dimostrando anche celerità nel venire incontro alle richieste di Daniele Zin per la sostituzione dei bidoni. Mi hanno ritirato i 2 bidoni da 240 litri e mi hanno dato 2 bidoni da 120 litri, che a me bastano. Chiarita la vicenda, restano le maxi bollette e i controsensi di una burocrazia che fatica a rapportarsi con la realtà. Ci sta l'aumento, ma non triplicato. È un po' troppo, ecco. Se io dovessi fare come tutte le aziende, adesso questi rincari dovrei rimetterli nei prodotti che vendiamo in negozio. In questo modo questi aumenti li pagherebbe il consumatore finale, come sempre avviene, e non è una cosa giusta. Bidone più, bidone meno, sempre bidone, eh? Allora andiamo a sentire Maurizio, poi andiamo da Codognato e poi da Tappari. Vai Maurizio. Ciao Mirella, Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, niente, io adesso mi collego a quello che ho visto del vostro interessantissimo filmato. Allora, io ho letto l'altro giorno su un giornale di un altissimo cattedrato inglese che ha detto che gli aumenti del cibo, praticamente del carburante, insomma, e tutte queste cose qua che stiamo andando, ok, anche immondizie eccetera, fa parte nel peso specifico delle 2 guerre in atto, che poi tra l'altro ce ne sono altrettante. Però abbiamo come visione le 2 guerre principali, quella israeliana e quella europea dell'Ucraina. Perfetto. Allora, questo ci stanno portando, ha detto, un danno esponenziale, che se andiamo avanti di questo passo vedremo più avanti il ripercuotersi sempre di più degli aumenti tra cibo, carburante e quant'altro. È tutto un insieme di cose, ok? Ecco, allora io mi sto spaventando perché siamo già nel 2025 e ci siamo già svegliati, tra virgolette, con delle novità, l'aumento della benzina, l'aumento della pasta e tutte queste cose qua, ok? Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto questo signore, questo ingegnere diciamo economico, perché veramente è una cosa incredibile. Ecco, io mi auguro che praticamente, Mirella, spero che almeno finiscano queste 2 guerre quanto prima, così almeno vedremo i nostri stipendi aumentati, perché fino a questo momento i lavoratori si troveranno sempre al tappeto per questo tipo di problema. Ecco, lascio a voi la parola e naturalmente vi auguro un buon fine settimana a tutti. Grazie Maurizio, grazie. Codognato. Sì, è chiaro che quello che le problematiche citate
dal telespettatore, da Maurizio, ecco, sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che sicuramente le guerre hanno determinato, perché effettivamente l'inflazione è scoppiata nel 2022, quando è scoppiata anche la guerra in Ucraina, per cui sicuramente è tutto legato. Però arrivo a dire una cosa in più, ovvero che oltre a quello ci sono le speculazioni. Noi le denunciamo sempre come Adico. Le speculazioni significa che tu, magari proprio basandoti sul fatto che c'è la guerra, aumenti anche in settori in cui non sarebbe giustificato aumentare. Poi è chiaro che la guerra, soprattutto quella in Ucraina, ha determinato un aumento dei costi energetici che soprattutto nel 2022, e sicuramente le RSA, i centri servizi lo sanno, hanno fatto anche quadruplicare o quintuplicare le bollette. Vediamo anche le esperienze poi. Ecco, per quanto riguarda invece il servizio del panificio, se era un panificio credo, certo, giusto? Ecco, si vedeva bene che Codognato era proprio un panificio. Sì, è un attimo di vista. La questione è che veramente noi ci troviamo spesso anche con singoli cittadini che arrivano con richieste di pagamenti anche di cose che noi sinceramente facciamo fatica a capire. Ma si possono chiamare truffe legali? Allora, solitamente quando ci sono degli enti istituzionali non possono esserci degli errori, ma la truffa facciamo un po' fatica anche perché è sempre un po' rischiosa. Però ti dico una cosa. Sarà anche rischiosa, ma triplicata o quadruplicata una bolletta. Quello delle bollette sì, e abbiamo denunciato anche qua in trasmissione, per esempio, la questione di Elena Energia con le bollette quintuplicate, che è stata una tragedia per tantissime famiglie. Però è una tragedia anche quando, ad esempio, io pensionato ricevo, faccio la citazione di una storia recente nostra, il pensionato che riceve la richiesta di restituzioni di 7.000 euro per un'indennità che ha ricevuto per un certo periodo poi il reddito era cresciuto, però non è che la persona fosse là ogni giorno dal commercialista. Adesso questa persona dovrà restituire 7.000 euro, tra l'altro in pochi giorni teoricamente. Anche queste cose qua a me un po' lasciano perplesso. Adesso l'INPS chiederà anche la restituzione ai pensionati che hanno ricevuto il bonus bollette non avendo il diritto reddituale, e verranno trattenuti 50 euro al mese dalla pensione. Codognato, ma mi sembra, e bisogna cominciare a parlare chiaro, che è facile prendersela con i deboli, è difficile prendersela con i forti. Noi vediamo persone fortissime che siedono anche su poltrone importantissime, che ne fanno di tutti i colori, però hanno la possibilità di fare i concordati, hanno la possibilità... No, ma io vorrei che qualcuno lo spiegasse questo, perché lei ha detto se la prendono con questa diversamente giovane, anzi infieriscono subito, in pochissimo tempo devi restituire. Presidente, ma non le sembra che stiamo esagerando veramente, che qualcuno deve fermare questa realtà terribile che vivono queste persone che non possono difendersi? Ma come, devo girare con l'avvocato, col commercialista e chi me lo paga? Prego, Presidente. Allora Mirella, tutti noi speriamo che la guerra finisca, perché la guerra è una brutta cosa. Le guerre, perché ereditamente tante ma noi speriamo che le guerre finiscano anche per far sì che finiscano anche gli alibi che diamo a qualcuno, no? Per poter utilizzare la guerra per altre finalità, perché noi nel 2022 siamo passati ad agosto con una bolletta dell'energia elettrica che ad agosto del 21 era di 7.000 euro, ad agosto del 22 era diventata di 51.000 euro. Parlo di casa di riposo, un mese, quindi quello che pagavo in un anno l'ho pagato in un mese, ok? E quindi spiace che dopo quella battaglia facciamo finta che non ci sia stata e dopo solo 20 mesi torniamo a parlare della stessa cosa e dello stesso problema che sembrava risolto, no? Perché le speculazioni erano state capite, chiarite. Se vi ricordate, allora era la borsa di Amsterdam che creava il problema. Per quello che riguarda la bolletta del panificio di Bassano, noi forse dimentichiamo o forse non sappiamo che chi gestisce i rifiuti sono comunque aziende che solitamente sono partecipate dal pubblico, no? Dai comuni e quant'altro. Quindi noi siamo partiti a farci raccontare qualche anno fa che passando alla raccolta differenziata avremmo avuto la possibilità di avere dei vantaggi economici e quindi le bollette si sarebbero ridotte. Adesso io non so il caso vostro, ma io a casa ho qualche figlio, faccio la differenziata da tanti anni, ma non ho bollette in decremento.
2, ci può anche stare, no? Aumenta tutto, il servizio costa, il gasolio costa, il camion costa, il metano costa, un camion elettrico costa ancora di più, quindi ci può stare che i costi aumentino, però se i costi aumentano e queste società fanno degli utili interessanti, pazzeschi, interessanti, scusa Mirella che chiudo il ragionamento, degli utili molto interessanti, visto che i soci sono i comuni, questi utili verranno ripartiti ai comuni che a loro volta li gireranno in servizi al cittadino. Quindi potrebbe essere che aumenta la bolletta, ma magari il comune riesce a sostenere la retta della signora per la casa di riposo con l'utile che ci porta a casa. Presidente, perché non ci spiegano mai e non ci dicono gli utili che ci sono? Questo io no, perché andate su internet, no, voi venite qua e lo dite una volta, diciamo 2 volte all'anno, può essere con ognuno, non vogliamo sempre, ma 2 volte all'anno gli utili, visto che fanno i bilanci, giusto? Ecco, questo è il bilancio. Andiamo con Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio, non avete idea dei numeri degli utili? Vai Claudio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma io mi chiedo come mai l'ENI chiude 4 miliardi e 7 di utile e aumenta le bollette. In teoria se io chiudo con un utile da 4 miliardi e 7 in più, non dovrei aumentare, cioè è una cosa che ci risulta strana. Mi risulta, allora praticamente qua è un'ideologia che c'è di mezzo, è l'ideologia della privatizzazione, che è un'ideologia prevalentemente di destra, perché la sinistra non ha questa ideologia di privatizzare. La sinistra, secondo voi i comunisti vogliono privatizzare? E allora il discorso è che abbiamo 3 gruppi, Vanguard, BlackRock, che sono 2 gruppi di una banca americana che gestiscono l'ENI, e più la famiglia Berlusconi, e sono questi che prendono i soldi. Io voglio ricordare, per quanto riguarda chi dice che Prodi ha privatizzato, che veniamo fino al 2011 da 3 governi Berlusconi e 4 anni di Prodi. Allora, i 9 anni Berlusconi praticamente ha governato la destra praticamente. I 4 anni di Prodi era Prodi che era, poi c'è stato il governo Monti che era delle larghe intese, e c'è stato il governo Letta, il governo Gentiloni e anche il governo Renzi, ma c'era il patto su questi qua del governo PD c'era il patto del Nazareno. Vi ricordate il patto e poi c'è stato il governo Conte con la Lega, cioè da destra comunque era come il prezzemolo, c'era sempre. Quindi inutile che vengo a dire che la destra non governa da 20 anni, che sono 2 anni, tutte baggianate, no. E adesso dobbiamo pagare i dividendi di questi grossi gruppi americani che, siccome stanno investendo fortemente in Ucraina, da quello che ho sentito io, cioè con le bollette stiamo aiutando a comprare i terreni ucraini. A me sembra che stia andando così, può darsi che sia un'informazione sbagliata, però ho sentito di straforo anche queste cose. Buona giornata signori. Grazie a Claudio. Chi risponde, chi parte? Chiaramente era un'analisi politica, storico-politica, quindi sulla quale insomma, si può essere d'accordo o meno. Comunque insomma, è chiaro che qua c'è il tema un po' delle liberalizzazioni o privato e pubblico. Io l'avevo già detto in altre occasioni, sono convinto che teoricamente la concorrenza, per esempio la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, dovrebbe portare vantaggi per gli utenti e per i cittadini, perché dovrebbe teoricamente abbassare i prezzi. Questo dovrebbe essere il concetto della concorrenza. Purtroppo però ciò non si verifica, perché si fanno molto spesso cartelli, si parificano i prezzi. Io mi auguro appunto che, come è successo un po' con la telefonia, la concorrenza possa tornare utile anche nel mercato della luce e del gas, cosa che per ora non è assolutamente successa, anzi. Presidente? Io sorrido, ok, perché al di là che l'intervento del telespettatore può essere condiviso o meno,
però è un segnale che comunque ragioniamo su questa cosa, no? Che si trovi la motivazione politica, che si trovi la motivazione tecnica, vuol dire che il problema è sentito, e quando senti un problema è chiaro che a prescindere da quella che può essere la tua fonte che ti porta a quel problema, 1, 2, 3, 4, 5 persone ti dicono che la stessa cosa è un problema per tutti e per le loro famiglie, esatto. Forse è ben pensare che quel problema c'è. E magari se qualcuno si siede e lo affronta, forse al problema troviamo anche una soluzione. Questo è secondo me l'aspetto da focalizzare. Sarà anche un aspetto da focalizzare, quello che però ho capito questa mattina in questa prima ora con voi ospiti e con le telefonate, non cambia niente. Cambia il direttore dell'orchestra, ma l'orchestra è sempre la stessa. Abbiamo sentito i nomi dei direttori delle orchestre, però se mi vogliono spiegare quando hanno pensato di aumentare gli stipendi, se mi vogliono spiegare chiunque, non dico nessuno, ma tutti, quando hanno pensato di aumentare le pensioni, ma non di 2, 3 euro, di 5 euro, 10 euro, poi vediamo gli aumenti che si sono fatti loro con l'euro, solo con l'euro, dalla lira all'euro, cosa hanno fatto? E a noi hanno lasciato neppure le briciole, oppure la certezza della pena per chi sbaglia. Qui abbiamo sentito anche ieri il ministro Nordio, però di certezza della pena nessuno ne parla. E allora vogliamo anche capire che forse tocca a me, tocca a te, mi sono il più bravo, il più bello, il più buono, forse c'è qualcos'altro da cambiare. Come ci saluta, Presidente? Allora io vi saluto e vi do una notizia, sai che io chiudo sempre con la notizia. Abbiamo passato il Natale, la prossima festa è la Pasqua. Pasqua quest'anno è il 20 aprile, viene un po' lunga, quindi noi, non so se proprio per la Pasqua, Mirella, o per i primissimi giorni di maggio, vi invitiamo all'inaugurazione della nuova ala sud, l'ampliamento di Villa Belvedere, che è praticamente in via di conclusione, e così vedrete la nostra nuova casa e così finalmente libereremo quello spazio e potremo provare a fare un ragionamento. Calma, bisogna vedere, perché stanno incrementando il Caovilla con le Olimpiadi. Infatti ho detto all'ospedale, non ammalatevi nel periodo dell'ospedale, perché siccome i medici verrà aumentato questo ospedale, diventerà nuovo con tutti questi medici, infermieri, da dove li toglieranno? Abbiamo lo spazio per fare le Olimpiadi della terza età, quindi abbiamo gli spazi per le Olimpiadi della terza età. Dove trovano questi medici che per noi non ci sono, però all'improvviso saltano fuori? Anche questa è trasparenza. Chiediamo. Stefano da Mantova, vai Stefano. Ciao Mirella, ascoltami, secondo me è una partita persa. Io farei una proposta di legge, che tutti quelli che hanno superato 70 anni gli fate una puntura e li fate morire tutti, così i cari miei politici ti rimangono più soldi. Ciao Mirella, ti voglio bene. Caro Stefano, prego, come ci saluta anche Codognato? Sentiamo Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, cosa ci dice, che messaggio intanto vuoi accettando lasciare? l'invito del Presidente, poi niente, io invito le persone, i cittadini ad adottare comportamenti sempre più virtuosi nell'ambito appunto del tentativo di risparmiare, di contenere i costi, perché in questo momento è l'unica soluzione, al supermercato, con l'energia, col gas, con tutto. In questo momento per difendersi bisogna adottare comportamenti ipervirtuosi, quindi molta attenzione quando si fa la spesa, quando si accende il riscaldamento, perché in questo momento ci si difende solo così. Io però prima di chiudere anche col Presidente Tappari vorrei ricordare questi maltrattamenti che abbiamo visto. Andiamo a vedere il servizio in casa di riposo e come fare per cercare anche di fermare, perché ne basta uno, non è che ce ne devono essere tanti, ecco, e queste persone vanno assolutamente fermate. Andiamo a vedere il servizio, poi chiudiamo col Presidente Tappari. Potrebbe essere la conseguenza di stress lavorativo, come viene chiamato dopo il Covid, di burnout, il caso di violenza verso alcuni anziani all'interno della casa di riposo Cesana Malanotte di Vittorio Veneto. Sotto accusa un operatore sociosanitario filmato dai carabinieri che avevano piazzato microtelecamere e microfoni ambientali all'interno della struttura di ricovero. L'intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni di familiari degli anziani ospiti e al centro delle vessazioni del 48enne, che però al momento non risulta sospeso dalle sue attività. Stupore da parte del sindaco, ma anche della dirigenza della struttura,
struttura all'oscuro dell'indagine. Non avevamo avuto nessun tipo di segnale neanche da parte della direzione, che era praticamente all'oscuro di tutto, e quindi neanche da parte degli operatori stessi e neanche da parte degli ospiti del Cesana. L'operatore si è sottoposto all'interrogatorio cautelare e davanti al giudice avrebbe confermato di essere sotto stress a causa di turni particolarmente pesanti, ma di aver scaricato la tensione in diversi episodi contro i colleghi e non verso gli ospiti inermi. Una vicenda che per il sindaco non deve sminuire la fiducia nei confronti del personale del Cesana Malanotti. Noi abbiamo continuamente rapporti con la direzione, io vado molto spesso all'interno del Cesana a trovare gli ospiti, a trovare i familiari degli ospiti, e noi continueremo in questo rapporto continuativo anche con gli operatori sociosanitari, a cui va la nostra massima fiducia, perché insomma tutto il personale è sempre stato personale di alta qualità e molto disponibile, e continueremo a vigilare e stare un po' attenti se ci sono dei segnali particolari. Il primo nostro obiettivo è salvaguardare il benessere degli ospiti che sono all'interno della nostra struttura, e quindi faremo di tutto perché questo benessere psicofisico degli ospiti sia garantito. Allora sentiamo come commenta il presidente Marco Tappari, presidente Casa di Riposo Crocetta del Montello Villa Belvedere, questo servizio. Mi sembra che sia stato reintegrato questo operatore sanitario. Sì, ho letto sul giornale, poi a prescindere, Mirella, che finché la giustizia non fa il suo corso noi ovviamente attendiamo. È chiaro che però sono due aspetti che vanno detti. Allora, queste cose non devono succedere, perché l'anziano è comunque fragile e in quelle strutture è ancora più fragile, perché se è lì vuol dire che è un anziano con patologia. Due, è sbagliato perché poi basta un caso per far pensare che tutto quel mondo ruoti attorno a quella cosa lì. E terzo, diamoci qualche strumento. Io dico sempre il tema, lo abbiamo affrontato più volte, il tema delle telecamere. La telecamera in questo caso sarebbe stata utile a questo, ma in tutti gli altri casi serve a certificare l'ottimo lavoro che fanno le persone all'interno delle strutture. Quindi, cioè, anche avere un documento video ti può davvero aiutare a costruire un servizio, a creare sensibilità verso le persone. Anche perché sono telecamere a circuito chiuso, perciò non è che queste immagini possono essere divulgate. Mirella, il 99,9% delle immagini che salteranno fuori da quelle telecamere sono immagini di umanità, di servizio, di aiuto. Quindi è un messaggio positivo la telecamera. Poi serve anche eventualmente in questi casi qui, ma è un dettaglio. E allora con queste parole io tengo sempre alta l'attenzione su questi casi, perché è vero che ce ne sa uno o qualcuno, ma chi subisce sì, non è che possa pensare è stato uno, i familiari di questa persona che ha subito. Perciò io direi che sarebbe anche tempo, visto che sono a circuito chiuso, visto la tecnologia che abbiamo, come ripeto prima, dobbiamo difendere le fragilità che non possono difendersi da soli. E se servono telecamere o questa nuova tecnologia la mettiamo e difendiamo queste persone. Grazie a voi. Arrivederci. Saluto due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza, a me molto gradito, è Don Maurizio Dassè. Grazie Don Maurizio di essere qui e supportare la Mirella. Dicono che ho i paturni, che sono pessimista, che vedo nero, che bisogna che sia ottimista, sì, hai voglia, però io dico quello che vedo e quello che penso, e vedo che ho un grande pubblico che mi segue. Ecco, qualcuno telefona, altri ascoltano, hanno imparato anche a ascoltare con le repliche, ascoltano meno, ascoltano molto, però il problema è capire cosa fare per aiutare, perché alla fine dobbiamo aiutare. E saluto anche Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta, che è collegato con noi, anche per capire tocca a me, tocca a te, a poltrona se mia, a poltrona se tua, a ottobre se unga, vorremmo capire che a poltrona siamo anche annoiati, che qualcuno si occupasse anche di noi, non io magari, ma anche noi, che abbiamo mille problemi, come abbiamo sentito dalle telefonate. Allora, Don, questa attenzione che anche Papa Francesco cerca di far capire l'importanza, anzi lo salutiamo, Papa, sta attento, perché te ne capita ogni giorno una, sta attento anche ai suori, che dico di sta attento perché questo Papa è prezioso, soprattutto di capire cosa vuol dire avere sensibilità, capire che
il diverso, possiamo essere anche noi diversi, e soprattutto questi grandi ricchi, come si parlava prima con questi miei ospiti che ho avuto, forse dovrebbero investire gli utili, qualche utile anche per aiutare queste realtà che da sole non riescono ad aiutarsi. Però io dico sempre qualche yacht in meno, qualche attico in meno, magari qualche aiuto in più, magari li premiamo anche, per carità, non è mica che perché non vanno premiati se aiutano chi è in difficoltà. Cosa si può fare da sé? La cosa fondamentale è creare una sensibilità. Perché dico questo? Perché faccio riferimento all'esperienza mia, non faccio teoria. Ecco, noi da tempo stiamo raccogliendo soldi per i bambini palestinesi e per un ospedale in Eritrea. Le faccio semplicemente questo: in circa un mese e mezzo abbiamo raccolto 5.950 euro, sensibilizzando la gente e facendo capire a quei pochi credenti che sono rimasti che l'altro non è un estraneo, è l'altra parte di te, è l'altra parte che ti aiuta a diventare umano. Ecco, se io riconosco l'altro o l'altra persona nella sua diversità, nel suo bisogno di realizzare desideri, sogni, speranze, e gli do una mano guardandolo negli occhi, ecco, allora io trasformo anche me stesso. Io credo che passi tutto di qua. La cosa più difficile non è aiutare l'altro, è trasformare il cuore di noi che siamo abituati ad accumulare, a guardare dall'altra parte, a far finta che il diverso non ci sia. Hai capito? Allora sentiamo come commenta Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta. Ecco, questa indipendenza che facciamo capire dove arriva e dove finisce l'indipendenza di una persona, perché se togli il lavoro non hai più dignità, non sei più indipendente su niente, e questo è un tema difficile. Le persone non riescono a trovare casa nonostante il lavoro, anche col contratto di lavoro non si fidano, abbiamo appartamenti vuoti, tantissimi sfitti, guai, non mi fido. Alla fine poi ci troviamo che veramente sono dei numeri che fanno impressione. Però adesso Vige, tocca a me, tocca a te, tocca a noi. E noi chi siamo? Prego Favero. Innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito. A tal proposito vorrei ricordare una persona che ci ha lasciato 2 giorni fa, che è Lucia Zanarella, e che si è spesa soprattutto per gli altri. Una persona straordinaria che lascia purtroppo la comunità di Campo San Martino con un vuoto incolmabile, una persona che ha fatto dell'altruismo tutta la sua vita, insomma, perché si è dedicata soprattutto agli altri e ha riservato per lei pochissimo tempo. Ricordo che dopo la guerra nella ex Jugoslavia lei è andata in Bosnia per aiutare i bambini. Per quanto riguarda poi le parole che ho appena sentito dal tuo ospite, direi che una prima introspezione dovrebbe farla la Chiesa, visto che mi risulta che a proposito di attici ci sono diversi cardinali che hanno attici enormi a Roma. Allora magari un esame di coscienza dovrebbe farlo la Chiesa, perché mi sembra che predica bene e razzola male. Poi per il resto la situazione è gravissima. Spero che i giornali finiscano di chiamare il nord-est come ricco nord-est, perché è sempre più povero, e tu sei una che ha il polso della situazione in mano da sempre. La percentuale di veneti che sono in povertà relativa, lo dice la statistica e non lo dice il segretario di Indipendenza Veneta, lo dice l'Istat, si avvicina al 20%. Sento in questi giorni parlare sempre delle solite polemiche ormai diventate anche stucchevoli, perché francamente sono miserie italiane che non condivido. C'è una legge da rispettare, mi auguro che si proceda e si pensi prima ai veneti che non al terzo, quarto, quinto e settimo mandato, e che la politica ritorni ad essere una politica del territorio vicina alla gente, perché stiamo accentrando tutto nelle mani di pochi, non rendendosi conto che le persone oggi
con salari e stipendi che ci sono e con la pressione fiscale che c'è, non riescono ad arrivare alla fine del mese. Don come replica, come commenta quello che ha detto Michele Favero? Oddio, replicare non saprei. Dico questo, prendo lo spunto dall'ultima affermazione, cioè i ricchi industriali diventano sempre più ricchi di profitti, gli operai, la gente, la classe non media inferiore, chiamiamola, sempre più poveri. Poi c'è la grande ipocrisia che fanno tutti i governi, squallida ipocrisia, come squallida è la loro morale, quando parlano di famiglia. Allora, io vivo in un territorio, sono inserito in questo territorio, sto in mezzo alla gente. Ebbene, le famiglie per arrivare a fine mese devono lavorare in due. Quindi lavorare in due vuol dire un po' non avere le attenzioni dovute ai bambini, ai ragazzi che sono a casa. E io giro e trovo ragazzi di 12, 10, 11 anni che passano pomeriggi interi da solo. Cosa sto dicendo? Che se davvero si vuole fare una politica per la famiglia, ovvero la politica per il futuro, se davvero i giovani, i bambini sono il nostro futuro, allora tu devi dare uno stipendio a uno dei due genitori, ecco, di quanto? 2.000, 2.500, 3.000 euro, che possa assicurare economicamente la famiglia, e poi uno dei due, in part-time o a tempo pieno, sta a casa per accudire, educare i bambini. Allora questo è un modo, no, per far sì che il potere sia sempre meno nelle mani di pochi e sempre più nelle mani della gente. Però purtroppo ci hanno tolto anche questo potere, perché mentre una volta potevamo eleggere chi volevamo noi a livello nazionale, ma anche a livello regionale ci sono i listini bloccati, ti calano le persone che vogliono loro, ma anche a livello comunale fanno la lista del sindaco e poi cala l'assessore dall'alto che non ha preso nessun voto, che non è stato neppure eletto, ma le segreterie decidono. Questo è il grande dramma, perciò noi siamo con le spalle al muro, perché di legge elettorale e cambiamento non ne parla nessuno, si va avanti così perché dividi e ti impera e comandiamo noi. Ma quello che mi preoccupa, Don, è che 6 milioni di poveri dovrebbero far riflettere, perché sono persone che non ce la fanno più neanche lavorando. È questo il dramma. Cioè non sono i barboni di una volta che avevano deciso di fare quella sono famiglie, come ha detto lei, che con 2 stipendi non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Avete sentito le bollette? Sì. Triplicate, quadruplicate, tutto legale, dicono, ma bisognerebbe anche vedere, perché è una legalità un po' forzata, questo bisognerebbe andare a vedere che legalità è, ma soprattutto bisogna dare risposte a queste persone. Il pane costa caro, avete sentito quel panificio, quel panettiere, quadruplicata la bolletta, ma cosa sta succedendo? Affitti 500-600 euro, per non parliamo dei mutui, per non pagare del costo della vita. Allora, indipendenza veneta, ma siamo ancora indipendenti o siamo invece dei sudditi diventati e qualcuno dall'alto veramente ci dà delle mazzate e non possiamo neppure difenderci e proteggerci? Favero. La colpa principale, come ho detto pochi giorni fa sempre da te, Mirella, è proprio del popolo veneto. Noi siamo indipendenza veneta, vedi, non so se si vede questa spilla, io porto sempre la spilla del Veneto, del leone marciano, non è che cambio per opportunismo, prima metto quella del tricolore, poi mi sposto a destra, a sinistra a seconda dell'opportunismo politico. Io sono sempre veneto e sono sempre indipendentista. Il popolo veneto deve capire che se non avremo una maggioranza per portare il Veneto all'indipendenza, indipendenza non significa secessione, non significa creare uno Stato che mette delle mura e poi si mette a sparare, significa gestire qui le nostre risorse. Il Veneto ha un residuo fiscale, lo ricordo ogni volta, di 18 miliardi l'anno.
Il Veneto ha meno risorse per amministrare la sanità, ma la amministra meglio. Allora, bisognerebbe ricordare una cosa: i soldi vengono scialacquati, vengono spesi male. Non è vero che non si fa abbastanza, è perché se io destino 100 euro per la, diciamo così, cura sanitaria e poi questi 100 euro vengono dispersi ovunque senza portare a casa nulla di concreto, non ho ottenuto nulla. Ed è quello che fa l'Italia da 40 anni almeno. Rammento che siamo arrivati a 3.000 miliardi di debito pubblico e ogni anno le entrate fiscali aumentano sempre di più. Cosa significa? Non occorre avere fatto economia, basta solamente usare un po' il cervello. Significa che i nostri soldi vengono scialacquati, buttati via o dati a persone che comunque non riescono a gestirle. Perché? Perché abbiamo accentrato il potere. L'Unione Europea delle banche e della finanza non ha fatto altro che mettere assieme un cartello di stati nazionali ottocenteschi, perché la matrice dello Stato è ottocentesca, che ci hanno regalato negli anni del secolo scorso 2 guerre mondiali, che continuano a fare guerre in tutto il mondo e che se ne infischiano beatamente della vita delle persone, non conoscono la vita reale. Chi percepisce un secondo perché se non mi cade la linea, purtroppo sapete come funziona il centralino. Abbiamo Stefania da Vicenza, poi continuiamo. Vai Stefania. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, intanto sono d'accordo, tanti auguri al Papa, che stia bene e che si riguardi, perché ultimamente è un bravo Papa, sì, e predica la semplicità, l'umiltà e l'aiutarsi. Dice sempre anche ai suoi sacerdoti così: non dovete avere l'ambizione di salire di grado, dove siete fate il bene. E si vede anche lui, insomma, come vive, come viaggia, come si comporta, insomma è veramente una persona che ci dà esempio di quello che è il cristiano, che dovrebbe essere cristiano. Perché anche la Chiesa, è vero, ci sono cardinali, come ha detto il Signore, che hanno appartamenti lussuosi e così, invece dovrebbero praticare la semplicità e donare agli altri quello che hanno. Però tante volte dico, anche la gente stessa che frequenta la Chiesa, no? Io la frequento, faccio le pulizie in chiesa, mia figlia è sempre stata in chiesa, e vedo tante persone che vengono a messa, però dopo fuori non rispettano le regole dei cristiani. Cioè, le palli fuori sono persone avare, sono persone che non danno niente agli altri, che pensano solo a se stessi. Gli chiedi un favore, non te lo fanno. Allora voglio dire, meno a messa e più bravi nella società. Questo. Un'altra cosa che ha detto il Signore giustamente, dopo chiudo, il Veneto non è più il Veneto ricco, siamo diventati poveri, anche noi. È inutile che vengano ancora a succhiarci il sangue, non ne abbiamo più. Tante volte penso anche all'autonomia, adesso come adesso, non so quanto sia utile, perché abbiamo bisogno anche noi di Roma dei soldi che ci mandano più che vivere con i nostri. Ecco, queste cose volevo dire. Mirella, grazie, buona giornata. Grazie a te cara Stefania, grazie, anche perché è giusto sentire anche cosa ne pensa il popolo italiano. In questo caso noi abbiamo i veneti, ma non solo, perché avete sentito che amano anche da Mantova. Allora Don, cosa sta succedendo secondo lei? Ecco, questi che vanno in chiesa, che sono anche delle persone che potrebbero aiutare, poi Stefania dice poi bisogna vedere quando escono cosa fanno, ma abbiamo anche i mafiosi che hanno gli altarini, certo, che vanno in giro tutto il giorno con i santi, con le madonne, certo, ma dopo alla fine ecco, sciolgono il bambino certo, nell'acido. Cioè, andiamo a vedere, prego Don. Allora, riprendo una cosa, lei dice 6 milioni e mezzo di poveri. Bene, io mi chiedo, quando è che questa gente incomincia a ribellarsi? Ecco, perché a un certo punto io non sono povero, ma sono impoverito da qualcuno che si arricchisce sulla mia miseria. Questo è il primo punto. E in Italia ci sono truppe di gente che si arricchisce impoverendo altri. Poi
L'altro aspetto che accennavi, Mirella, noi siamo illusi se pensiamo che viviamo in una democrazia, salvo che la democrazia non sia fare una X ogni 5 anni su una scheda. Noi viviamo la dittatura dei partiti e l'entourage, la struttura dei partiti, più capisco i partiti, più capisco la mafia, chiaro? Quindi c'è gente dentro che non ha una morale, non ha una cultura, una visione, un'attenzione alla gente. Sono centri di potere, di carrierismo anche. Ecco, quindi è la dittatura dei partiti che manda dall'alto la gente e mi domando perché la gente continua a votare questa gente? Punto. Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Allora io sarei un poco arrabbiata, siccome che prendo poco di reversibilità, hai capito? Liquidità. Tu lo sai Mirella quanto prendo. Comunque volevo dire, siccome che ho una cresima e una comunione a maggio, ecco, io con quei pochi soldi che ti dirò al mese, come faccio a fare un regalino ai miei nipotini? Ed è ogni mese c'è sempre qualcosa da pagare, e sempre spese, e tutte tasse, e tutti casini che fanno i governi, perché vai in qualunque posto, guarda, ti fanno una testa, è tutto pagare. E a fine mese non hai un centesimo. La Chiesa. È una cosa di disperazione, perché il governo dovrebbe vedere quelle cose di quelle persone che prendono poco al mese. Dovrebbero fare, insomma, a fare qualcosa. Grazie cara Mirella, un abbraccio. Ciao. Veramente. Se hai bisogno di regalini te li do io, i regalini per i nipoti, certo. Perché la Befana Clarissa, paracadutista, mi ha portato una montagna di regali, perciò se mi fai sapere l'età dei tuoi nipoti ti faccio felice, perché per queste nonne è un rito quasi fare il regalo ai nipotini, specialmente a comunione e alla cresima. Veramente sono parole importanti quelle che ha detto Mirella, ci sono ancora certi valori che dobbiamo rispettare. Don. Sentiamo Michele Favaro, poi finisce anche il discorso che aveva interrotto. Prego Michele. Innanzitutto il tema è molto complesso, non è che si possa ridurre così in modo molto semplicistico. I salari e stipendi non crescono in base a, diciamo così, alle prerogative dell'azienda. C'è una competizione enorme, siamo in un mondo globalizzato. Il fatto è che siamo in un paese dove, anziché premiare il merito e anziché premiare delle persone preparate, premiamo spesso e volentieri i fannulloni, e non è tanto l'arricchimento di pochi, è, ripeto, il gettare via delle risorse senza ottenere nulla in cambio. Anche sul fatto, insomma, dell'amministrazione pubblica, noi abbiamo delle persone, tutti si concentrano sull'evasione fiscale, qua c'è l'evasione lavorativa, persone pagate troppo per fare nulla, persone che non hanno un lavoro ben preciso e non sappiamo dove vanno con tutti questi rivoli che crea la pubblica amministrazione, dove vanno a finire i soldi. Io dico sempre che accanto all'agenzia delle entrate ci vorrebbe anche un'agenzia delle uscite, perché non è possibile che un paese che incamera così tanti soldi di entrate tributarie, prima la signora mi ha fatto sorridere, abbiamo bisogno dei soldi di Roma, ma cara signora, noi i soldi li diamo a Roma, ripeto, ribadisco, abbiamo un residuo fiscale di 18 miliardi l'anno, altro che soldi di Roma, che ci lasciassero i nostri, e sicuramente non serve a niente questa autonomia differenziata che tra l'altro fino adesso non ha portato a casa nemmeno una funzione, non materie, una funzione. Pertanto bisognerebbe mettere un po' di ordine, far vedere alla gente effettivamente dove vanno spesi i nostri soldi. C'è una differenza tra spendere e scialacquare, perché se io utilizzo i soldi, li utilizzo bene, do diciamo così, un contributo alla società se faccio una strada, ma se invece, faccio un esempio banale però molto scolastico,
assumo 2000 forestali dove ho bisogno di 2 forestali, è evidente che questi soldi poi non tornano indietro, perché ho sprecato delle risorse per fare qualcosa di inutile o per mantenere con l'assistenzialismo qualcuno che non fa nulla. Ed è questo il problema di questo Paese. Allora, anziché concentrare come hanno fatto adesso e svendere la sovranità, perché abbiamo, come ho detto prima, l'Unione Europea è diventata un concentrato di stati nazionali, un cartello di stati ottocenteschi, abbiamo portato via ancora di più il potere nelle mani di poche persone, lo abbiamo accentrato, invece sebbene sia una situazione complessa, si affronta con il micro decentramento, dobbiamo abbassare il potere ai comuni, per esempio, dare maggiore responsabilità ai sindaci, alle province e alle regioni e fare in modo che le risorse vengano controllate dal basso. Senta, Favero, una cosa importante da chiarire anche, perché noi abbiamo bisogno di trasparenza. Le persone a casa, e Don Dacier diceva quando è che si ribellano, non possono ribellarsi perché non sanno le cose come funzionano. Loro credono alla persona che grida più forte, alla persona che gliela sa raccontare molto bene, hanno imparato a raccontare le favole e le favole piacciono a volte, ma sono favole, non sono realtà. E soprattutto le municipalizzate, le multi-utility. Favero, ma dove vanno questi soldi che arrivano? Ecco, questi utili, voi non avete idea, sono utili milionari, milionari. Presidente di queste municipalizzate che hanno degli stipendi incredibilmente altissimi. Ma dove vanno a finire questi utili? E chi fa parte di questi tavoli? Chi sono i consiglieri presidenti? Io ho guardato un po', sono tutti figli di, nipoti di, appartenenti a certi partiti molto importanti, ma hanno fatto i bandi e hanno vinto. Sì, chi li ha persi? Vorrei anche capire, ma è brava, è giusto, o è bravo, è giusto che abbia quel ruolo? E quanti di bravi ne abbiamo e che non riescono a entrare perché sono riusciti a legalizzare tutto, anche i bandi, per carità, chi dice niente, tutto perfetto. Capisce Favero che non ci siamo, che non c'è trasparenza su quello che veramente c'è, chi percepisce, chi è stato messo, cosa ha fatto, e non c'è. Ci raccontano quello che vogliono, quello che a loro fa comodo, ma i numeri ci danno quelli che vogliono loro, ma non i numeri reali. Ce ne può dire lei qualche numero di utile? Ecco, perché prima si parlava di bollette, di differenziata. Più fai la differenziata e più calano le bollette. E giustamente Marco Tapari ha detto: io non vedo che queste bollette siano calate, più facciamo una differenziata incredibile. Ma perché non c'è trasparenza? Perché sono soldi nostri alla fine, Favero. Cioè quelli soldi che vengono percepiti sono soldi nostri di tasse che paghiamo e sono milionari. Per forza nessuno vuole lasciare la politica e la poltrona. Ma vedete che risultati economici porta avere certe poltrone? Prego, Favero. Ma in effetti questa è la mancanza di trasparenza tipica italiana, perché purtroppo è un serbatoio politico. Tante municipalizzate sono dei serbatoi politici o dei serbatoi, passatemi il termine, di trombati della politica che poi vengono calati in queste realtà. Ma è proprio per questo che invito la gente a votare Indipendenza Veneta, perché non abbiamo bisogno di avere partiti guidati da Roma o da Milano, ma abbiamo bisogno di avere una democrazia rappresentativa, perché così dovrebbe essere, uso il condizionale, che sia in effetti una rappresentanza del territorio, non di qualcuno imposto dall'altro. E senta, questo vale Favero, devo correre perché il tempo è tiranno, le domande sono tante, abbiamo anche Don Maurizio Dacier che devo fare delle domande importanti proprio sulla fragilità che è diventato anche il popolo veneto e il popolo italiano, purtroppo. Ma quello che vorrei capire, ecco, cosa è successo su questo terremoto Consorzio Piave. Io ho detto al mio ospite che forse dobbiamo chiamarlo Consorzio Tevere,
perché veramente dopo 30 anni non c'è nessun leghista che siede al Consorzio Piave, perché hanno vinto i Fratelli d'Italia, che hanno fatto anche un'unione con altri partiti. Come l'ha vista lei, Favero, dopo 30 anni si perde questo potere, veramente un scossone enorme, e soprattutto se il presidente Zaia se ne andrà per conto suo con una lista, se voi appoggerete o meno. Prego. No, guardi, noi l'unica lista che appoggiamo è quella del popolo veneto, perché siamo espressione del popolo veneto. Poi c'è una legge, come ho detto prima, e va rispettata. Zaia nel 2018 diceva testualmente 2 mandati e poi te ne vai. Allora bisogna rispettare, bisogna avere un minimo di coerenza quando si fa politica, altrimenti poi si perde la credibilità, prima cosa. In secondo luogo le dico che le risorse vanno amministrate da persone del territorio, però non si può passare ad essere alleati e prima portare il tricolore e all'occorrenza passare ancora a sfoderare la bandiera marciana. In ogni caso la Liga Veneta ha ancora persone autorevoli e che possono sicuramente fare una degna rappresentanza del popolo veneto. Io ho grande stima per esempio di Alberto Stefani, ho grande stima di Stefano Trubian, le faccio 2 nomi. Ci sono giovani che possono anche cambiare e modificare un partito che evidentemente è una classe dirigente vetusta, ma questo vale per tutti, ma vale anche poi, io ho grande stima ad esempio di Riccardo Szumski che si è proposto. Bisogna dare l'opportunità di cambiamento, perché fino adesso purtroppo le cose non sono andate benissimo. E poi, mi scusi, ma non abbiamo bisogno di una monarchia. Il cimitero è pieno di persone insostituibili, che dicevano prima di essere purtroppo finite lì anche loro, no? Non abbiamo bisogno di persone che devono, tra virgolette, mi passi il termine, regnare per 50 anni. Abbiamo bisogno di un'alternanza politica, abbiamo bisogno di dare a tutti la possibilità di dare un contributo alla politica, perché fare politica dovrebbe essere un supporto per la res pubblica, per la cosa pubblica, e cioè io do il mio supporto, poi ritorno a essere una persona che fa un lavoro come tanti altri, civilmente, che può sempre naturalmente consigliare, collaborare, eccetera, ma i sedicenti professionisti della politica ci hanno regalato, come dicevo prima, 3.000 miliardi di debito pubblico, ci regalano 100 miliardi di interessi passivi da pagare ogni anno, si spende di più per gli interessi passivi, non per l'istruzione. E sentiamo cosa ne pensa Don Maurizio Dassè, quelle parole di Michele Favero, prego. No, io non sono addentro su queste cose. Per me la questione è e resta etica e morale. Quindi poi tutti quelli che hanno prodotto questo enorme debito sono passati attraverso il Parlamento. Sono passati attraverso il Parlamento perché sono stati votati dagli italiani. Sono stati votati italiani perché, da quello che dicevi prima, gli italiani sono presi in giro da questa classe dirigente, no? Ecco, che predica bene come i cardinali e razzola male. A proposito di cardinali, loro non sono la Chiesa, sono dei cardinali. E quando io vedo certi cardinali preferisco andare nei cessi pubblici delle stazioni. Ecco. E quindi per me è la questione allora morale, è una questione culturale, perché finché la gente, io, tu, non siamo consapevoli del nostro potere immenso, succederà sempre questo. Succederà che si continuerà con la dittatura del partito o con la dittatura del regnante e via dicendo. Poi anche questo, cioè i veneti sono poveri, ma se io vedo che sono quasi tantissimi, sono felici per quell'obbrobrio che è stato fatto a Cortina in riferimento alle Olimpiadi del 2026. Allora dico, ma noi veneti siamo rimasti davvero coglioni? No. Beh, sì.
Sì, forse in TV non si possono dire le parolacce. Non si possono dire parolacce, il problema è che qualcuno ti tira per i capelli e prima o dopo la parolaccia esce, perché saremo stanchi. Io che devo tutti i giorni confrontarmi, e voi lo sapete, con le telefonate, andiamo a vedere le immagini della nonnina che è arrivata qui alle 9 di 90 anni, che ha preso prima la bicicletta, è andata alla fermata della Corriera, ecco le quali mani, era seduta su quella poltrona là, e poi ha preso la Corriera, è venuta a Sveglia Veneti, lo dico, lo faccio vedere tutti i giorni, perché qualcuno si deve svegliare e ascoltare, per chiedere un aiuto di ascolto, Don. Certo. Voleva ascolto, perché lei è curiosa, lei vorrebbe, è viva ancora, vorrebbe conoscere. Che me ne faccio dei miei figli che mi vengono a trovare e non mi dicono niente, neppure una parola, lo stesso i miei nipoti. Io voglio ascolto, Mirella, che qualcuno capisca che sono ancora viva, sono curiosa di conoscere queste mani che hanno lavorato. Ho bussato alle porte, ha detto, ma nessuno mi ha risposto, anzi mi vedono male, non mi salutano neppure più in chiesa, do la mano e si girano da un'altra parte. Cosa ho fatto di male? Ecco, nei paesi funziona così, Don, lei lo sa, la nonna dice la verità, questa nonnina, prego. Guarda, io dal 13 di questo mese non sono più parroco di tutte quelle robe là, e andrò a fare il mio servizio in 2 case di riposo, no? Ecco, allora, cos'è che volevo dire? Questa nonnina che è venuta. Ecco, vicino alle persone fragili. Ciò che conta, ad esempio, da parte nostra, di noi preti, non è parlare tanto di Dio, del quale non si sa niente, non è fare riti su riti, non è mettere sulle spalle della gente norme, regole religiose. Io credo che un messaggio importante è questo: aiutare la gente a riscoprire la propria dignità, aiutare la gente a riscoprire la propria responsabilità, ecco, aiutare la gente a lottare per la propria dignità. Luciano da Desenzano, ciao caro Luciano. Bella, ciao, buongiorno all'ospite. Scusami, gli ultimi 10 minuti non ti ho sentita, ma volevo parlare prima che c'era lì il prete, diciamo, e c'è ancora Guarda che c'è, qua il prete, qua bello saldo, e qua, vai Luciano. Niente, volevo dire, Mirella, purtroppo io sto bene, ma ieri mi è arrivata una bolletta di 366 euro solo di corrente ai poveri pensionati. 70% dei pensionati prende meno di 1.000 euro al mese. Questo è il problema. Il problema non è Zaia, non è Fontana in Lombardia. Il problema è mettere in busta paga chi aveva 2 milioni di stipendio o di pensione, di mettere i 2.000 euro, e questo ci saranno il 30-40% di famiglie venete e lombarde che non ce la fanno pagare le bollette. 366 euro novembre e dicembre, e tengo 16-17 gradi in casa. Mirella, io sto benissimo, non bene, sto benissimo, sono anche solo, ma è questo il problema. Continuo a parlare della quarta. Mi dispiace per il signore politico che ha preso anche la multa perché ha calunniato l'ex generale della prima guerra mondiale, no? Mi dispiace molto per il signore lì, tra parentesi, ma è possibile anche questo? È possibile in Italia? Fai un libro e parli male di un bisnonno, trisnonno, e deve pagare 70-80 mila euro di multa? Niente, cosa devo dire? Bisogna mettere in busta paga all'Europa, a tutti gli europei, 2.000 euro in busta paga, non i 600. Lasciami parlare 2 secondi, Mirella. Ho 2 amici che hanno venduto la macchinina, la Panda. Uno si scalda con la stufetta sotto mentre mangia e una stufetta in bagno.
e l'altro a 80 anni va a prendere la legna nel bosco per scaldare, c'è una stufa nel corridoio. Ma non sappiamo dove siamo arrivati con questo euro dal signor Prodi, chiamiamolo signore. Vi saluto, grazie, buongiorno. Grazie a te caro Luciano, tieni duro Luciano, prego Michele Favero. Innanzitutto ringrazio Luciano per la solidarietà, purtroppo sì, io ho usato parole molto aspre nei confronti del generalissimo Cadorna e per questo non è tanto la multa, sono stato sanzionato dal tribunale, ma insomma queste sono cose italiane tipicamente, perché se in Italia tocchi la prima guerra mondiale, quella che Papa di allora aveva definito proprio come un'inutile strage, e ti vengono addosso, e soprattutto ti vengono addosso se sei il segretario di un movimento indipendentista e non ama particolarmente il tricolore. Detto questo, Luciano ha semplicemente analizzato una realtà, e cioè quella di dire che i nostri cari politici seduti sulle sedie, sugli scranni che hanno costruito e che rappresentano ormai solo se stessi, come scrive anche Alessio Morosin in un suo libro che consiglio a tutti, Democrazia. La parola democrazia purtroppo è spesso così abusata, no? Demo, popolo, crazia, potere, potere del popolo, ma il popolo non ha alcun potere, sebbene l'articolo della Costituzione più calpestata del mondo, per certi la più bella, dice che la sovranità appartiene al popolo, ed è proprio qui l'inganno: appartiene al popolo ma non è del popolo, e in effetti viene portata via sistematicamente. Cosa avviene? Che chi guadagna, percepisce 15.000 euro al mese, non sa che problemi ha il signor Luciano o tanti altri signori Luciano che purtroppo con una pensione da 700 euro al mese si vedono una bolletta da 366, il che significa o pagare la bolletta o mangiare, perché non vivono nella realtà quotidiana. E ripeto, se noi daremo sempre la responsabilità a persone che non vivono nella realtà, che non vivono nel territorio, ci troveremo sempre ad affrontare questi discorsi. Però Michele Favero, devo correre perché sennò non ce la faccio anche a fare le domande, perché tra telefonate, video e ospiti, quello che io volevo chiedere anche a Michele Favero, però tutti sì per certi valori, ma alla fine si votano i partiti tradizionali, perché alla fine i numeri li hanno i partiti tradizionali, i piccoli partiti, anche il vostro fa fatica a decolare, eppure sembra che tutti siano verso questo partito. Come mai? Cosa dice? Perché poi vediamo 1, 2, 3%, tutti questi partitini, compresi quelli grandi che pensavano, i nomi grandi, di prendere chissà cosa, poi alla fine quando si sono tolti dai partiti tradizionali, se arrivano al 3 o al 4% è già tanto. Prego. Allora, sai cosa si dice in Veneto? Mai che se voi non dove. Allora, volete continuare a votare i partiti italiani nazionali? Votateli. E questi sono gli esempi che avete. Dopo 40 anni siete ridotti alla fame, hanno trasformato il Veneto, ormai una delle regioni più ricche in assoluto del mondo, in una regione che ha il 20% di persone che sono in povertà relativa, se non addirittura assoluta, per certi fino al 5%. Allora, siete contenti? Ecco, allora i piccoli partiti restano tali perché? Perché non c'è la fiducia della gente. Volete votare i grandi partiti perché dite che sennò è un voto perso? Benissimo, i grandi partiti vi hanno portato a questo. Vero è che più del 50% delle persone non va più a votare. Allora, cari veneti, fatevi una piccola introspezione, un esame di coscienza e dite: ma vale la pena votare ancora questa gente che ci governa da Roma, da Milano? Oppure diamo fiducia a Indipendenza Veneta, che come il Südtiroler Volkspartei poi riesce a portare a casa concretamente dei vantaggi. Favero, cosa ne pensa di questa Liga che vuole andare da sola, se veramente non riusciranno ad avere il terzo o il quarto mandato, oppure un rappresentante proprio? Prego. Sarebbe un atto coraggioso, ma bisogna vedere se lo fanno, perché il coraggio ha la C maiuscola, come ha sempre dimostrato Indipendenza Veneta, e invece spostarsi da una parte e dall'altra a seconda dell'opportunismo, prima utilizzare il tricolore e poi usare la bandiera marciana, purtroppo fa perdere di credibilità. Allora seguono la strada, perché è colpa loro se l'indipendentismo è stato affossato. Si prendano delle responsabilità e decidano cosa vogliono fare da grandi. Sandra da Padova, poi andiamo da Dondasie. Vai Sandra. Ciao Michele, buongiorno agli ospiti.
Io do ragione al signor Michele Favero perché l'ho sentito tante volte in varie trasmissioni che ha Focus. Io dico una cosa, Mirella, abbiamo visto con Barcellona che volevano l'indipendenza e mi pare che quelli che hanno fatto la rivoluzione, diciamo così, sono in galera. Allora, purtroppo dipendiamo da Roma, ha ragione, continuiamo a votare tutta sta gente che ha ridotto il veramente, come dici te, alla fame, i pensionati e questo e quest'altro e quell'altro. Allora bisognerebbe, io dico, fanno manifestazioni per Rami, per questo, per st'altro, Landini, perché non facciamo anche, non organizziamo io ci vado, una manifestazione per spiegare alla gente in piazza cos'è veramente l'indipendenza. Non è che dobbiamo staccarci dall'Italia, perché l'Italia, sappiamo, siamo italiani tutti, però bisogna avere anche delle possibilità, Mirella, perché inutile il Veneto, scusa, i nostri nonni, mio nonno ha perso un polmone nella guerra a 15-18 e il fratello di mia nonna è quelli dove ci sono tutti i vari morti, che c'è solo un nome come emblema di chi ha sacrificato la vita. Allora dobbiamo andare avanti così, perché fra 5 anni siamo da capo e tu, Mirella, lo sai benissimo, perché ti fai, scusa, veramente non dico la parola, per andare di qua, per andare di là. Io vedo le trasmissioni che fa Focus, il Baccialli, che lo ammiro, però a un certo punto si parla e non si conclude mai niente. Volevo dopo ti lascio precisare una cosa. Tu hai detto della mia invidia, cioè che parlavo dell'invidia. È chiaro che deve essere il governo a vedere dove vanno i soldi che queste persone, spendono. Deve essere, se tu non paghi una multa ti arriva dall'ufficio delle entrate subito che devi pagare, perché se non l'hai pagata paghi il doppio, paghi il triplo. Allora deve essere l'ufficio delle entrate a sindacare, a vedere perché non pagano le tasse o quante tasse pagano in base al reddito tutti questi grossi che vanno a Cortina. Oppure dove vanno a finire i soldi delle tasse di soggiorno che non abbiamo mai capito, ad esempio, Sandra, la tassa di soggiorno, visto come viene impiegata, noi vediamo anche in Trentino Alto Adige la diversità che c'è, perché vediamo cosa fanno con le tasse di soggiorno. Oppure avete sentito anche a Lignano il consigliere che ha avuto ospite. Devo correre, Sandra, perché purtroppo siamo quasi in chiusura, però noi vorremmo trasparenza, perché poi sono soldi che aiutano. Grazie Sandra. Don, cosa dice Don lei? È quello che ha detto anche Sandra, ecco, non si riesce a capire bene dove andare a parare, prego. Sono 40-50 anni che è stata costruita così questa struttura sociale, no? Dove non c'è un punto dove andare a parare, no? Questo è il prodotto della cosiddetta dittatura dei partiti. Io, stando in mezzo alla gente, non tanto, però 3-4 giorni alla settimana io vado nelle case, vado a incontrare, eccetera, no? Sono nel territorio e vedo che la gente è rassegnata. Ma è rassegnata perché? Perché ormai sono decenni che c'è questo teatrino pensato, voluto e finanziato, per cui a forza di costruire questo teatrino la gente dice qua. Ecco, non solo, ma c'è anche una cultura nostra di rassegnazione, perché noi siamo stati tirati su, con questa, nella sinistra Piave si dice Tasi lavora, non sta a pensare, in altre parole credere, obbedire e tacere. Ecco, finché noi non espelliamo dall'inconscio profondo di noi stessi questi input, saremo sempre dei rassegnati senza dignità, perché siamo noi, io devo difendere, io devo lottare per la mia dignità e aiutare l'altro a lottare e a difendere la sua dignità, altrimenti è inutile, no?
Però è anche vero, Don, che noi non abbiamo una rivoluzione nella storia, non siamo non siamo un popolo rivoluzionario, e non è che le nuove generazioni, quelle che cercano anche di scendere nelle piazze, sono i giovani, perché io vedo loro che scendono nelle piazze, che combattono, non è che vedo diversamente giovani o qualcun altro, ne vedo pochissimi, ecco, vengono visti male anche dalle persone di una certa età, vengono visti male. Cosa fanno questi ragazzi senza capire che si stanno battendo per l'ambiente, ad esempio, che riguarda tutti, anche per loro, questo ambiente, che non riescono a capire cosa sta succedendo, cosa rimarrà a loro, perché il futuro è nelle loro mani, che futuro avranno. Ecco, noi adesso andiamo nello spazio, abbiamo questi satelliti nello spazio e quelli che sono a casa dicono: ma qua in terra il satellite non lo potete mandare, che magari fa un po' di largo a qualcuno. Michele Favero, ecco, questo non sentire quello che sono proprio i bisogni delle persone. Guardate che veramente si sta veramente alzando l'asticella, che diventa pericoloso a un certo punto, perché, come dice Do, se i servizi non arrivano, i bisogni non arrivano e i soldi non ci sono, uno dà i numeri nel vero senso della parola. Prego, Michele Favero. La rivoluzione deve essere culturale, non serve che ci sia una rivoluzione armata. Bisogna istruire la gente, ecco perché dico sempre che bisognerebbe ristudiare la Serenissima Repubblica, dove ad esempio le cariche esecutive duravano al massimo 18 mesi. Bisogna riscoprire, bisogna coltivare e soprattutto stare attenti a non farsi strappare le proprie radici, come sta facendo adesso il pensiero unico omologato di questa Europa, che è l'Unione Europea delle banche e della finanza. Queste sono le cose da dire ai giovani, ma se non si parte da una rivoluzione, ripeto, culturale, e soprattutto da modificare questa istruzione, che ormai è un'istruzione omologata per tutti, non faremo mai nulla. Bisogna spiegare ai giovani chi siamo, da dove proveniamo e qual è stato il nostro futuro, e quale sarà il nostro futuro. Vorrei ricordare che la migliore Italia è quella del Rinascimento, dove per taluno in modo denigratorio dice tanti piccoli staterelli. Beh, questi staterelli hanno dato alla luce il Rinascimento. L'Italia del Risorgimento ci ha regalato solo guerre mondiali. Nessun turista verrebbe a visitare l'Italia per le opere del Risorgimento. Tutti sono qui per vedere quello che ha prodotto il Rinascimento. Pertanto ritorniamo al concetto di piccole patrie. Come diceva Cossiga, questo è un paese di tante nazioni senza Stato. Abbiamo Vittorino da Padova, vai Vittorino! Buongiorno Mirella, buongiorno Michele Favero e buongiorno anche all'ospite. Riguardo alle rivoluzioni e allo scendere in piazza, volevo dire che non serve la rivoluzione in piazza, ma serve la rivoluzione delle idee. Dobbiamo cambiare noi veneti le idee, dobbiamo cambiare la nostra testa. Non serve la rivoluzione in piazza, non è necessario, basterebbe rivoluzionare la nostra testa, rivoluzione delle idee. Ecco, questo volevo dire. E infatti la trasmissione si chiama Sveglia Veneti, Vittorino, la mia trasmissione si chiama Sveglia Veneti, lo dico sempre che bisogna dare la sveglia, ma soprattutto andiamo a vedere invece un'altra guerra, la guerra dei morti sul lavoro, Don Dacier, questi numeri che sono veramente preoccupanti. Ci sono, io anche ieri ho visto dei ragazzi veramente, e sono molto giovani anche, sopra questi terzo, quarto piano senza nessun mezzo di protezione. Qualcuno dovrebbe essere lì, vedere, farglieli mettere, però si dice ma non si fa. Allora andiamo a vedere queste morti sul lavoro dove c'era anche Don Dacier. Intanto ringrazio lui perché ha espresso il mio pensiero pienamente. Io aggiungo questo: non esiste la politica, non esiste la fede, non esiste la giustizia, esistono uomini che fanno politica, uomini che trasmettono fede, uomini che fanno giustizia. Ma il valore di queste persone dipende dallo zoccolo etico, culturale e politico e umano che hanno.
Quindi se noi vediamo attorno un certo tipo di politica e di giustizia, capite da dove nasce. Poi, quando hanno parlato, saluto, di lavoro, a me è venuto in mente questo, che in Italia il lavoro è lo stesso ai tempi del faraone e degli ebrei in Egitto. Erano schiavi del faraone. Adesso per un stipendio da fame vengono sfruttati senza rispettare dignità. Però anche voi avete una responsabilità notevole. Il noi viene prima dell'io. Scusate questo intervento. Prima dell'io. Allora ringrazio il Don per queste parole, la fatica di fare squadra, noi, non io, siamo anche noi, però abbiamo prima Monica da Paese. Ciao Monica. Ciao Mirella, ciao ai vostri ospiti e buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa, che purtroppo viviamo su un contesto molto triste in generale, in tutti i contesti, tra la guerra, gli innocenti che ci vanno di mezzo. Adesso c'è una tregua, non so questa tregua a cosa arriverà. Le guerre si dovrebbero fermare in ogni caso e trovare dei compromessi e risolvere i problemi, però io vedo che ogni volta scoppia la guerra per motivi assurdi, perché insomma secondo me c'è una speculazione, ci sono una speculazione di soldi sotto, che è una cosa enorme secondo me. E poi vorrei parlare anche dire una cosa, gli stipendi, il lavoro. Allora, Mirella lo sa, io ho vari problemi di salute, purtroppo. Sì, sono tra virgolette, ho 57 anni, però sono diabetica praticamente dalla nascita e adesso lavoro finché lavoro, ma quando mi succederà qualcosa, pazienza, mi fermerò. Finché ce la faccio a lavorare, lavoro un part-time, sono con le categorie protette, vabbè. Però ultimamente la mia salute va e non va, insomma, va bene e non va bene. Faccio di tutto per migliorarla, ma purtroppo gli anni passano e quindi è sempre più difficile. E come me io ci sono nata e ci sono tanti bambini come me che ce l'hanno, il diabete monogenetico, e ne ho visti tanti, ho parlato con loro e tutti questi bambini qua piangono perché non hanno la possibilità di avere una vita normale, tra virgolette. Grazie Monica, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, ho forato, devo salutare anche gli ospiti, però poi ti risponderemo naturalmente. Monica, andiamo a vedere anche questo video del libro di Maurizio Dassè, poi commentiamo anche i servizi, andiamo a vedere. Perché questo libro, Don, e dopo le morti sul lavoro, quello che ha detto Monica da Paese, prego. Allora, questo libro in un certo senso racconta la mia storia, ecco. La mia storia, che è una storia di un nomade che non si è mai insediato in una istituzione, fosse pure la Chiesa, che non si è mai insediato in una morale, in una dottrina, in maniera stabile. Quindi sono nomade e nella mia vita ho camminato con tantissima gente, ecco. Ho vissuto in tante parti d'Italia, ho insegnato ai bambini scinti e rom, ho lavorato in una comunità di terapeutica per i tossicodipendenti, in un carcere minorile e mi sono sempre accompagnato ad altre persone. Loro hanno accompagnato me, io ho accompagnato loro. I giovani hanno accompagnato me, io ho accompagnato loro. Di giovani credo di averli incontrati fra la scuola, eccetera, credo 8-9 mila nella mia vita, no? Ecco, e l'idea è proprio questa.
non legarti a nessuna istituzione, non legarti a nessuna politica, a nessun partito, non legarti a nessuna chiesa, resta libero e cammina con la gente, soprattutto quelli che hanno il passo più difficile, che fanno difficoltà. Il noi viene prima dell'io. Purtroppo siamo impregnati di individualismo, no? A scuola si insegna o si trasmette la competizione, no? Chi è il migliore, no? Non si viene aiutati a crescere come ragazzi, come ragazze, a conoscere la propria realtà interiore, non viene insegnata cosa vuol dire avere una dignità, una libertà, no? Quindi l'idea è proprio questo, vale la pena camminare ma non da soli, perché da solo vai in fondo al fosso. E non ti rialzi più. E non ti rialzi. Perché non c'è nessuno che ti tende la mano. Sentiamo come ci saluta Michele Favero. Vai Michele. Io lo dico sempre, si passi dal sano egoismo al sano altruismo. Impariamo a lavorare soprattutto per il bene degli altri. E questa è una maturità che dovremmo affrontare un po' tutti, anche noi veneti. Però un popolo che viene continuamente martoriato dalle tasse purtroppo poi ha paura di perdere anche quel po' che si è guadagnato con il sudore della fronte. Detto questo, volevo fare un inciso, salari, stipendi eccetera, non si può distinguere in Veneto il padrone dal dipendente, per cortesia, perché veramente il 98% delle imprese venete è costituito da piccole e medie imprese. Il nostro tessuto economico e sociale è imperniato sulla piccola impresa. Spesso e volentieri il titolare di un'impresa medio-piccola è più gravato di responsabilità dei grandi capitalisti e ha stipendi inferiori ai suoi dipendenti. È una realtà, proprio come diceva il Don, del noi. Perché una piccola impresa è una piccola famiglia, è una piccola nave, una piccola barca. Purtroppo si sono accaniti proprio sulle piccole imprese, che sono anche i nostri artigiani, che sono spariti quasi completamente dai numeri che avevamo. Mi dispiace Michele Favero, ma i numeri non mi tornano, è sparito proprio il piccolo e il medio e sono rimasti le multinazionali che hanno fatto piazza pulita di tutto. Basta vedere i negozi che continuano a chiudere in tutti i territori, anche nelle grandi città, perché non ce la fanno a resistere. Grazie a Michele Favero, grazie veramente anche a Don Maurizio Dassè. Pubblicità. Siamo in onda e presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Paolo Tonin, vice sindaco di Campo San Martino, però Lega Veneta, Lega Salvini, Liga Veneta, Liga... Lega di lungo corso, cioè voglio dire, sono purtroppo tanti anni che appartengo a questo, a questo movimento, a questo partito. E saluto anche Gianluca Piva, vediamo, eccolo qua, consigliere comunale Agna, Fratelli d'Italia, perciò sentiremo le due versioni. Ex sindaco, già sindaco di Agna, ecco che ce l'ha messa tutta veramente molto vicino anche alle persone, un sindaco anche sensibile. Allora inizierei proprio con questo servizio, andiamo a vedere quello che è successo ieri con questa Lega, cosa ha detto il sindaco Mario Conte, cosa ha detto lo sceriffo, soprattutto questo sceriffo che diversamente giovane, però che veramente ha fatto un punto di domanda. Andiamo a sentire. Io penso che Zaia deve combattere per vincere
se hai i numeri si vince, se non abbiamo i numeri siamo in democrazia, bisogna mollare l'osso. E quindi io appoggio in pieno Zaia, ma se non abbiamo la caratura particolare lasciamo agli altri. È una sofferenza, sai, perché ricordati che il Veneto lo abbiamo creato noi. Se la Lega non ha i numeri per andare da sola, come è probabile, vada in coalizione e lasci il passo per la presidenza della regione agli alleati di Fratelli d'Italia. Parola del grande vecchio del Carroccio Giancarlo Gentilini, secondo il quale spaccare il centrodestra sarebbe troppo rischioso. È un cambio generazionale. Io conoscevo il mio territorio, conoscevo i miei cittadini, non conosco i giovani. I giovani, Dio, patria e famiglia, credo che non sia più una bandiera delle nuove generazioni. La Lega rischia di farsi male da sola, secondo lo sceriffo, più saggio cedere il passo al partito di Giorgia Meloni. Certamente, perché a me il rosso non va, a me amo altri colori, Fratelli d'Italia a me va bene. Ma sul nome del possibile candidato presidente di Fratelli d'Italia Gentilini non si sbilancia. Né il coordinatore regionale Luca De Carlo né l'europarlamentare Elena Donazzan lo convincono. Sono troppo politici, perché per diventare amministratori bisogna essere tanto amministratori e poco politici. La discesa in campo di Mario Conte, già delfino di Gentilini a Cassugana, lo sceriffo la benedirebbe solo se il successo fosse garantito. Non si può fare un balzo così tanto per farlo, bisogna avere una certezza della vittoria. Se hai i numeri mi va bene anche Mario Conte. Allora sentiamo Paolo Tonin cosa dice di questo sceriffo che non ama il rosso, l'unica rossa che amava era Mirella. Ecco, la Mirella anche sì, con Gentilini ha sempre avuto mezzogiorno di fuoco, ma alla fine poi capiva che mi battevo sempre per qualcosa di importante e allora il rosso lo accettava. Prego Paolo Tonini. Allora Mirella, io sono molto amico di Giancarlo Gentilini, lo conosco da 2 vite, diciamo così, però in questo caso qua non sono molto d'accordo con lui, lasciare il passo agli altri anche no. Io credo che per la Lega, se noi vogliamo bene alla Lega, il Veneto sia la linea del Piave, sia la frontiera, per cui noi il Veneto è troppo fondamentale anche per il futuro del partito stesso. Per cui il Veneto è della Lega e la Lega deve esprimere l'amministrazione principalmente. Poi sicuramente gli accordi si devono e si possono trovare, nessuno vuole eliminare gli altri, si può collaborare, ma a Roma devono capire che per la Lega il Veneto è il top, non possiamo fare passi indietro. Allora, i sindaci li abbiamo noi, si dice, però quello che è successo con Consorzio Piave è stato un terremoto. Dopo 30 anni di Lega all'interno del consorzio con numeri veramente importanti è passata la mano, tanto è vero che ieri ho detto che dovrebbe chiamarsi Consorzio Tevere, perché la potenzialità ce l'ha avuta Fratelli d'Italia. Cosa sta succedendo? Questi sindaci che erano presenti, come hanno votato, Paolo Tonin? Ma sai, io non conosco purtroppo questa situazione trevigiana, tipicamente trevigiana. Quello che posso dirti, Mirella, è che probabilmente c'è stata qualche frattura interna, c'è stato qualche forse non coordinamento, e mi dispiace che sia andata così, però c'è anche a volte un'evoluzione nelle partecipate, nei consorzi e in queste cose qua, per cui succede anche questo. Ecco, però non avere rappresentanti della Lega all'interno del consorzio Piave la dice lunga. Questo è pesante, mi riprometto di studiare un po' le dinamiche, come mai è successa. Ha detto Dimitri Coin che forse non c'è più questo centrodestra, questa unione di centrodestra. Sentiamo cosa ne pensa Gianluca Piva, Fratelli d'Italia. Prego Piva. Allora, Mirella, sicuramente è un gran casino, perché in questa fase questi quotidiani scontri che vediamo
chiunque sia l'attore protagonista, adesso io ragiono proprio da cittadino, in questa fase rischiano solamente di consolidare delle fratture che dopo non so se si riuscirà a riemarginare. D'altronde il centrodestra, se va unito, ha una forte potenzialità. Se inizia a spaccarsi e non correre assieme, si lascia spazio agli altri. L'abbiamo già visto in altre situazioni, in realtà è capitato anche a me in comune ad Agna, perché io mi ero riproposto per il terzo mandato, ma c'è stata una spaccatura e per 38 voti non abbiamo vinto sostanzialmente. Ecco perché sono consigliere comunale. Io auspico che i vari tavoli di concertazione, dove fanno i ragionamenti da Roma in giù fino ad arrivare qua da noi, insomma, che si mettano d'accordo, che trovino una quadra, indipendentemente da chi ha percentuali più basse o più alte al momento, che venga trovata una soluzione, ammesso e non concesso che in qualche maniera non venga sdoganato il mandato per Zaia, perché se lui fosse ricandidabile, personalmente credo non ci sarebbero tanti dubbi. Se non è candidabile, chiaro che si apre una partita complicata, perché giustamente la Lega reclama la Regione, giustamente anche Fratelli d'Italia si fa avanti perché ha una percentuale importante di elettorato. Forza Italia mi pare stia tentando di fare l'ago della bilancia, ogni tanto parte a Roda, ogni tanto il Sercio, come si suol dire dalle mie parti, non si capisce bene, però io credo che sia fondamentale trovare una quadra in qualche maniera. Se tutte persone mature, ragionevoli, credo si possa trovare una soluzione. L'importante sarebbe adesso smorzare un po' i termini, perché creano solo, ripeto, rischiano di allargare la ferita, e dopo non so se si riesce a mettere i punti di sutura, perché si vede che ogni giorno sta incrementando sta roba. Ripeto, indipendentemente da chi esca con l'attacco sul giornale, sul social, l'intervista, la battuta, io la vedo così, insomma, un centrodestra unito credo sia imprescindibile, insomma, per salvaguardare la nostra regione. Allora andiamo a vedere proprio cos'è successo al Consorzio Piave, perché stiamo parlando di lunedì, e poi commentiamo sia con Paolo Tonin che con Gianluca Piva. Andiamo a vedere. L'unica forza politica rimasta volutamente fuori e con la regia anche di qualche associazione di categoria è stata la Lega. Probabilmente dobbiamo valutare attentamente se il centrodestra in provincia di Treviso esiste ancora, perché la stessa cosa era già capitata nell'elezione dei rappresentanti dei sindaci all'interno della conferenza dei sindaci, che sono organizzazioni dove i rappresentanti dei sindaci devono esserci tutti dal nostro punto di vista, e come è sempre stato. Non sarà una ferita politica facile da ricucire quella riportata dal Carroccio durante le votazioni del nuovo CDA del Consorzio di Bonifica Piave, dove la Lega di fatto è stata messa alla porta con la presidenza affidata a Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, esponente di Fratelli d'Italia. Da tempo avevamo messo in campo il suo nome, abbiamo chiesto ovviamente a tutti di poterlo sostenere, non ci sono state accordi tra segreterie assolutamente in questa partita, lui è riuscito a convogliare quanti più sindaci possibili. Mi dispiace ovviamente per gli alleati della Lega, sono rimasti fuori da questa partita, non c'è stato nessun asse. A pesare, dice Borgia, anche il fatto che Fantuzzi lavori nel settore primario e abbia competenze in materia. Ad avercelo però in verità era anche il leghista Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago e storica anima del Consorzio, inviso però a buona parte della Coldiretti. Ma questa insomma è solo una battuta d'arresto, insomma niente di più. Una battuta d'arresto per la Lega o per l'alleanza di centrodestra? No, io penso che è stata una battuta d'arresto ovviamente in generale per la coalizione, perché quando non si va uniti è sempre un dispiacere. Consorzio di bonifica che si occupa di acqua e ne servirà davvero tanta per spegnere il fuoco della polemica. A questo punto noi siamo davvero quelli che saranno i guardiani del buon lavoro del Consorzio di bonifica, e forse per i cittadini questo fa davvero bene, perché la politica, quando è
tutta coinvolta magari rinuncia un po' a quel ruolo di guardiano che dovrebbe fare, spiegando alle persone che i consorzi di bonifica non sono più quell'ente che si occupa solamente di irrigazione di campi, ma sono tenuta idrogeologica del territorio. Roberto da Salzano. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire una cosa ai vostri amici che sono là, no? Parlando della Lega. Volevo buongiorno, intervenire sul discorso della Lega. Mi sembra che la Lega faccia come quello che va a comprare una Ferrari con 5.000 euro. Quindi non si può giudicare la Lega in base a quello che ha fatto, in base ai voti che ha. Se noi valutiamo bene il partito della Lega in questo momento nel Veneto si aggira sul 10-12%. Quindi come si può dire che la Lega che il Veneto è della Lega? Una volta forse, quando c'erano che la Lega aveva più voti. Quindi in democrazia si valuta sempre che la precedenza a chi ha più voti. Quindi io sono convinto che se la Lega va da sola non riesca ad esprimere un candidato. Volevo dire un'altra cosa, mi scusi, un argomento al di fuori, visto che ci sono dei rappresentanti. Ieri ho ascoltato il discorso del nuovo codice stradale. Se voi vi ricordate, ci sono stati molti passaggi. Una volta la macchina aveva uno specchietto solo, ti hanno obbligato a mettere sul secondo specchietto le cinture di sicurezza e altre cose. Perché non obbligare la gente a mettere su il Bluetooth in macchina? Ossia, il Bluetooth costa 20 euro, quindi senza evitare di fare il palloncino o qualcos'altro, tu fermi la macchina e dici c'hai il Bluetooth in macchina? No, gli dai la multa. È una cosa semplice. Mi sembra che si evitano tante problematiche. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie a te Roberto. In effetti la Presidente Giuseppina Cassaniti, Associazione Nazionale Familiari della Strada, aveva presentato un cartello con tutte le possibilità proprio per mettere in sicurezza le persone quando guidano, sia nelle macchine che nelle motociclette, chiunque, ma non è stato nemmeno preso in considerazione, nonostante abbia raccolto più di 55.000 firme, che non sono poche. Per questo noi andremo in Europa con questa raccolta. Il 26 saremo a Verona con questo convegno organizzato dal dottor Guidarini, motociclisti incolumi. Ci sarà un convegno proprio sulla sicurezza stradale, dove noi raccoglieremo le firme e le porteremo in Europa, perché qui in Italia questa associazione importantissima di familiari vittime strada, che è conosciuta a livello nazionale e non solo, non è stata ascoltata. Prego Paolo Tonini, in base a quello che abbiamo sentito dal servizio, di quello che ha detto anche il nostro Roberto da Salzano, prego. Ecco, io mi permetto di eccepire leggermente, insomma, rispetto a quello che diceva l'amico Roberto. In che senso? Cioè, è chiaro, cioè, i voti delle ultime elezioni però sono state elezioni europee e politiche. Sono una cosa. I voti per le Tonino, siete tecnologico, è il telefono che parte. No, stavo dicendo che appunto quando si parla di livelli locali, insomma, del territorio, le cose cambiano. Io ho una convinzione, ma credo che sia una convinzione, cioè le politiche le ha vinte in grande esuberanza un nome solo, si chiama Giorgia Meloni. Diciamo, in Veneto hanno votato il partito di Giorgia Meloni, ma hanno votato Giorgia Meloni. Il territorio è un'altra cosa. Cioè anche a livello di capacità amministrativa, di inserimenti nelle macchine appunto regionali, provinciali, è dimostrato che la Lega ha ormai ha raggiunto un suo livello di efficienza assolutamente incontestabile. Cioè a Padova, io parlo di Padova che è la provincia che conosco più di tutti, abbiamo oltre il 30% di sindaci, 35% di sindaci della Lega e di amministratori di conseguenza. La
la provincia chiaramente credo che lo abbia dimostrato in tante occasioni, cioè, quindi queste cose non si possono trascurare e credo che lungi da noi, diciamo, pensare di annullare gli avversari, niente da dire, hanno dato molto, sicuramente il governo deve andare avanti in questa direzione e finire il suo mandato quinquennale, niente da dire su questa cosa qua, però i territori sono rispettati. Io ho sempre lavorato in un comune, amministro questo comune da 30 anni, 35, ed siamo una lista monocolore Lega, cioè voglio dire, credo che insomma, le istanze e poi il consenso è devoluto al popolo. Sentiamo anche Gianluca Piva cosa dice invece come Fratelli d'Italia. Prego Gianluca. Ma io mantengo e ribadisco la mia posizione. Io credo che anche se magari con qualche difficoltà, con qualche mal di pancia, ma il centrodestra debba andare unito. Io la spaccatura non la vedo. Non mette in dubbio questo. No, certo, io non la vedo come soluzione, anche perché tutto sommato, ripeto, se c'è Luca Zaia c'è Luca Zaia, in ogni caso. Sì, ma se non c'è come candidato alla presidenza è un'altra cosa. Rischiamo di avere un consolidamento anche dell'astensionismo e rischiamo di avere qualche sorpresa. Io sono per patti chiari, amicizia lunga e soprattutto rispetto e comportamento corretto ed etico, quindi io la vedo così. L'accordo tra i tre alleati c'è, va mantenuto, andrebbe mantenuto dal piccolo al grande, però spesso e volentieri non è così, ma i risultati poi dimostrano che queste rotture possono sfociare in sconfitte. Io ripeto, auspico che ci sia un minimo di, intanto che la situazione si tranquillizzi e poi che si apra un dialogo moderato e tranquillo e che venga trovata una soluzione su un candidato condiviso. Io credo che corsi in avanti, rotture e spaccature da una parte o dall'altra non sia proprio la soluzione per mantenere la regione al centrodestra. Però qualcuno, Paolo Tonin, dice ma le regole sono state rispettate fino adesso, nessuno diceva niente, il presidente Zaia è stato lui a volere i 2 mandati in regione, adesso non va più bene niente. Il cittadino a casa fa anche fatica a capire, ecco, perché sono messaggi molto importanti quelli che stanno arrivando e già la confusione regna sovrana, già questo povero cittadino è con le spalle al muro perché non ha servizi, abbiamo sentito per quanto riguarda le case da riposo che anche poi la regione con questi IPAB avrebbe dovuto dare delle risposte importanti, ma non solo su una sanità, un po' tutto il costo della vita, invece noi sentiamo veramente adesso le poltrone, ecco, ma noi quando ci saremo come primo punto per rispondere alle necessità che abbiamo, che stanno diventando sempre di più le persone povere, i banchi alimentari che aumentano, è stato aperto uno, l'ho detto anche ieri a Jesolo pochi giorni fa perché c'è molta richiesta, ecco, forse come si diceva prima il noi dovrebbe essere sovrano. Cosa ha bisogno il mio territorio in questo momento? Perché voi sapete, e lo dico sempre, Paolo Tonin, che quando arrivano le elezioni si blocca tutto, non si va più da nessuna parte, Paolo Tonin sorride perché sa che ho ragione, ma questo funziona così. Ecco, è proprio questo il problema, o il problema è di mettersi tutti d'accordo e, come dice anche giustamente Gianluca Piva, di stare uniti e di dare risposte al popolo italiano, al popolo veneto? Allora, premesso che nessuno ha detto che c'è una rottura in corso, ognuno porta avanti, credo, in questo momento le proprie istanze. Allora ci sono dei punti di vista che vanno messi sul piatto. Ricordo solo che chi ha detto che non si fa il terzo mandato, si va, il candidato viene scelto a Roma, è stato il ministro Ciriani, il quale ha dichiarato questo, sicuramente questo ha alzato un po' il livello del dibattito, ma stiamo parlando ad oggi di dibattito, è chiaro che ognuno poi cerca di difendere le proprie posizioni, ma soprattutto le convinzioni e le istanze.
Altra cosa poi è parlare dei temi reali, Mirella, cioè adesso quando si parla di politica è chiaro che ognuno cerca di portare, come si dice, l'acqua al proprio mulino, ma sicuramente non c'è ad oggi, credo, e credo sia stato dichiarato anche ieri dal segretario federale Salvini, che si troverà una quadra e questo, ma che comunque il Veneto per la Lega è la linea del Piave. Cioè, credo che insomma questo sia una cosa. Poi è chiaro che ci sarà un dibattito che coinvolgerà i partiti di governo che cominceranno a dialogare fra loro, ma credo che così annullare o annacquare quello che è stata un'esperienza come il Veneto, che un presidente come Zaia, ma comunque anche tutta la sua entourage, diciamo, è assolutamente riconosciuto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Credo che Zaia, insomma, non per nulla sia ritenuto, e non da solo, il governatore numero 1 in Italia. Insomma, credo che su questi siano dati fondamentali. Cosa dice Gianluca Piva. Gianluca. Ma capisco il punto di vista di Paolo. Il Veneto è della Lega. Io più che il Veneto è della Lega. Non ho detto che è della Lega. No, fammi finire però. Il Veneto, che lo sentimmo. Vai Gianluca. Se non posso parlare, il Veneto è della Lega. Il Veneto dovrebbe essere della Liga Veneta, per come la vedo io, per come è la storia del partito, per come io ero in Lega nel 2007. Per come è stato gestito e nazionalizzato poi il partito, però sono punti di vista completamente sì, va vista da vari punti di vista, quindi capisco l'attaccamento e ci sta. Ripeto, la mia paura è che con il candidato presidente Luca Zaia ci sia un certo consenso. Con un candidato presidente che non è Luca Zaia potrebbe anche essere che il consenso anche della Lega sia più basso, sia meno potenza di fuoco, come si può pensare, perché la gente è attaccata comunque al presidente in sé. Quindi la lista, per carità, ci sarà la lista Zaia, non so cosa ci sarà, ma il presidente Zaia è una cosa, un altro presidente della Lega non è la stessa cosa. Per quello ho detto, l'importante è che serenamente o comunque senza fare più di tanta confusione sulla stampa o sui giornali, i vertici regionali dei partiti si prendano il tempo che serve, trovino un accordo e che vengano smorzati i termini delle polemiche a tutti i livelli. Con calma venga presa una decisione. Io non ho ancora capito onestamente quando si voterà, se a ottobre o di quest'anno, se è stata confermata o se si slitta. Il premio Meloni ha detto quest'anno, l'ha detto 2 volte nella conferenza stampa che ha fatto. Dopo, se si slitta, comunque lei ha detto quest'anno, l'ha detto per 2 volte, vuol dire che hanno deciso quest'anno. Quello che però vorrei chiedere anche a Paolo Tonin, come mai queste regole firmate di tutti, questa coalizione unita, all'improvviso non vanno più bene? Cioè la coalizione decide che il candidato Calalto dall'alto, che è sempre stato fatto, non va più bene, perché è sempre stata Roma che ha deciso il candidato Tonin, i numeri, insomma, cioè come mai adesso non va più bene, la coalizione non tiene più, cioè il passaggio di consegna non viene più accettato mentre una volta era accettato? Ma io cosa vuoi che ti risponda? Cioè, non so se è sempre stato accettato così. Io so che insomma i territori hanno sempre espresso le loro candidature a livello territoriale, poi avranno avuto il bypass, l'ok da Roma, ma voglio dire, è chiaro che poi un partito ha le sue istanze, cioè i suoi livelli di trattativa, per cui poi alla fine ci va anche il beneplacito del nazionale, per cui ci sarà sicuramente una discussione a livello nazionale. Ma voi accetterete il nazionale che calerà dall'alto il nome? Oddio, non credo, cioè voglio dire, non credo, nel senso che bisognerà vedere come si svolgerà questa, ma credo che le dichiarazioni proprio di ieri c'è stato un federale della Lega dove che il segretario federale, Salvini ha dichiarato che insomma per il Veneto un candidato deve essere della Lega, insomma su questo ci sono delle dichiarazioni ormai già in fase avanzata. Questo
presupporrà, credo, una trattativa di Salvini con la Meloni, con Tajani, che ne so. Che diventi un'altra crisi di governo. Se il governo cade, metti caso, anche se non credo, cosa succederà? Perché veramente è un punto di domanda. Non è che siamo messi molto bene, che veramente dobbiamo andare con un altro governo. Guarda, qui veramente succede il finimondo le questa dichiarazioni volta. Anche fino a ieri sera dai giornali che ho letto stamattina sono che il governo non è assolutamente in discussione. Cioè, l'ha dichiarato Salvini, l'ha dichiarato Giorgetti. Ho capito, ma allora spieghiamo Paolo, perché Paolo è un leghista di vecchia data proprio. No, ma lui parlava metti di caso che andate per conto vostro, metti caso che non venga accettato questa cosa dal governo nazionale, cosa succede? Non lo so. Cioè, mi fai una domanda da cui oggi non ti so rispondere. A livello governativo io so che la nostra determinazione è quella che il Veneto in qualche modo deve essere governato dalle nostre Più chiaro di così, Paolo Tonini non poteva essere, avete capito? Sentiamo Gianluca Piva, cosa potrebbe succedere se ci fosse questo strappo che la Liga andasse per conto proprio? Allora, succede che non so come può reagire il popolo veneto, l'elettore veneto. La paura che ho già espresso prima è che ci sia un aumento dell'astensionismo e che quindi vadano a beneficiarne altre coalizioni politiche distante magari al nostro centrodestra unito, e questo potrebbe essere un problema, perché se anche un veneto, un elettore un veneto di centrodestra però non va a votare, è un problema. Se resta sconvolto e scosso da quello che può succedere, io ripeto, spero che con lucidità, serenità e calma si venga a trovare una quadra, perché altrimenti spacchiamo tutto e basta. Un po', Mirella, un po' mi ha stancato il mondo della politica, che non è il mondo amministrativo come avete detto voi, perché amministrare è una cosa, il mondo politico è un'altra. Spesso e volentieri c'è poca correttezza, poca etica, poca riconoscenza, poca premialità e meritocrazia, però l'importante è che quando ci sono queste tappe fondamentali per una regione, ripeto, i vertici nazionali in coordinamento con quelli regionali ma anche provinciali fino alla base, insomma, in qualche maniera possono tessere una trama di accordi che possa trovare una soluzione grazie di Gianluca Piva, ormai devo chiudere perché sono in chiusura. Paolo Tonini come ci saluta? Che messaggio vuole lasciare questa mattina di speranza? Sicuramente credo che allora noi stiamo un po' mettendo il carro davanti ai buoi, no? Cioè, sicuramente ci saranno prima che arriva se meglio che femo prevenzione. Noi Paolo. abbiamo parlato con ipotesi futuristiche che ad oggi insomma non ci sono. Ci sono due cose da dire però, cioè anche il discorso dei 3 mandati, dei 2 mandati e così via. Cioè io potrei accettare in posizioni di questo genere, quando anche i parlamentari fanno i 2 mandati, quando anche tutti i livelli dei sindaci, dai livelli più bassi ai livelli più alti, hanno questi limiti, ma siccome non è così, noi abbiamo delle cariatidi in Parlamento che sono là da 40 anni, cioè voglio dire, allora questi qua non possono mica venire a dettare a noi cosa dobbiamo fare. Grazie anche a Paolo Tonini, veramente grazie di essere stato con noi, vice sindaco di Campo San Martino, grazie a Gianluca Piva, consigliere comunale AGNA Fratelli d'Italia. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Peperonata ricca. Il peperone è un genere di pianta originaria delle Americhe, ma attualmente coltivato in tutto il mondo. Oltre al noto peperone, il genere comprende varie specie di peperoncini piccanti, ornamentali e dolci. Ingredienti per 4 persone: un peperone rosso, un peperone giallo, un peperone verde, 2 spicchi d'aglio, 300 grammi di gamberi surgelati già sgusciati, qualche foglia di rucola, 3 cucchiai di aceto, olio extravergine d'oliva, sale e pepe.
Lavate e mondate i peperoni, poi tagliateli a falde. In un tegame mettete a rosolare l'aglio in poco olio. Potete lasciarlo intero per eliminarlo a fine cottura. Poi unite i peperoni, lasciateli insaporire mescolando su fiamma vivace, salateli, pepateli e lasciateli cuocere a fuoco moderato per circa mezz'ora. Devono risultare teneri ma non sfatti. Nel frattempo tagliuzzate le foglie di rucola. Fate lessare i gamberi secondo le istruzioni sulla confezione e aggiungeteli ai peperoni a fine cottura. Spruzzate di aceto e tenete su fuoco vivace ancora 1-2 minuti. Versate i gamberi e i peperoni in un piatto da portata. Cospargete con le striscioline di rucola e servite caldo. E buon appetito!